coscia ci sono i fiori del sambuco. Lo sciroppo di sambuco è un must in montagna. Ci troviamo in alcuni periodi che o è finito oppure... E con questo possiamo farci comunque la tisana, ma io l'ho pensato per creare dei piatti. E quanto ci hai messo a sfiorarlo? E sono giorni di raccolta, di essiccazione e il cuore che mi fa fare questi lavori, quindi quel conto lì è un conto economico che non faccio. Che pazza! Carlo, ci siamo visti 5 anni fa, la tua storia è stata la prima raccontata da Noi Dolomiti UNESCO, il primo servizio, ne sono passati 215 nel frattempo, scommessa vinta? Sì, con tanti sacrifici, con tanta fatica, con tanto lavoro, però quando ci siamo conosciuti coltivavo circa 3.000 metri quadri di superficie e adesso c'è tutto il resto che consiste in 2,5 ettari, quindi circa 25.000 metri, e sono tutti coltivati in parte a piante officinali, in parte a piccoli frutti, tra cui le fragoline da cui è ripartito. E abbiamo differenziato molto le colture, le attività aziendali. Buongiorno, buongiorno. Allora abbiamo aperto con queste belle immagini per far capire quanto belli siamo. Abbiamo un territorio meraviglioso che se forse lo lasciassimo più respirare sarebbe meglio per tutti. Qualcuno non sta ascoltando, polemiche infinite. C'è la gara tra i sì favorevoli e i contrari, il problema è che sarebbe da ascoltare tutti e poi fare le valutazioni, ma mi sa che è difficile anche questo purtroppo. Detto questo saluto un gradito ospite che è Don Matteo Darcier, parroco da Vittorio Veneto, Carpessica, Cozzuolo e Formeniga, che è qui con noi. Buongiorno Don Darcier. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Allora, Don Darcier, ma ci vuole spiegare cosa sta succedendo su questo territorio? L'ambiente, la gioventù, i diversamente giovani, la politica, cioè c'è un caos incredibile, dove in un momento così delicato anche per il Paese, prima di parlare dovrebbero tutti riflettere e soprattutto confrontarsi con il territorio, perché poi il territorio sono le famiglie, sono i cittadini, i paesani, il popolo italiano che poi paga le conseguenze anche di prese di posizione scellerate. Perché li fanno quei nostri soldi? Secondo lei c'è abbastanza comunicazione e rispetto per quello che dovrebbe assolutamente sapere il paesano, il cittadino, l'italiano, il veneto, il furlano, tutti? Prego, Don Darcier. Bella domanda questa, nel senso che secondo me comunicazione ce n'è, ma ce n'è fino a un certo punto, un certo livello. A volte le comunicazioni sono o interrotte o per addetti ai lavori e fanno fatica ad arrivare alla gente, tranne le famose fake news o esagerazioni o da una parte o dall'altra. È difficile davvero riuscire a trovare, passatemi l'espressione forte, la verità anche in quello che arriva, anche nella comunicazione stessa che c'è. Non me ne vogliano gli addetti ai lavori, ma a volte... non so se a volte o spesso, tante informazioni vengono anche travisate, oppure, appunto, Mirella diceva, c'è un caos totale, in mezzo al caos si fa fatica ad orientarsi. Don Darcier, si fa fatica ad orientarsi, ma soprattutto per le fragilità. Queste fragilità che sono quelle più deboli, quelli che pagano veramente poi le conseguenze di tutto e non hanno neppure armi per difendersi, è quello che mi preoccupa. E se tu cerchi di difendere anche le fragilità come fa lei, come fa il mondo del volontariato, ti mettono i paletti perché dai fastidio. Dai fastidio perché è un tema che non si vuole toccare. Io mi ricordo il dottor Casteller che ha detto, quando è venuto all'ippodromo di Sant'Artemio, che abbiamo fatto sport e benessere, arte e benessere, e c'erano tutte queste mamme che hanno perso i loro figli o incidenti stradali o sul lavoro per suicidi,
che non vengono ascoltate, non vengono sentite, non vengono chiamate i tavoli di concertazione, quelli importanti, dove anche loro, visto che hanno subito e subiscono sulla propria pelle, sul proprio percorso questo dramma, potrebbero dire qualcosa di importante. Poi soprattutto mamme, famiglie, genitori che vorrebbero aiutare altri. Eppure questo non avviene, perché ha detto una cosa molto semplice. Vedi, ha detto Mirella rivolgendosi a queste mamme, quante sono? Cosa portano? 300, 500, 800 voti? Cosa sono? Non gliene frega niente di questi numeri. Loro vogliono grandi numeri. Perciò anche tutto questo lavoro importante, quello vero, quello che può aiutare, non viene ascoltato. È d'accordo, Don Dassè? Ma sì, sono abbastanza d'accordo su quello che diceva il dottore, nel senso che appunto tante volte, io mi riferisco a volte anche al mondo giovanile, si fanno tante cose, tante iniziative, tante proposte, ma si è mai chiesto ai giovani di che cosa hanno bisogno? Alla stessa cosa, o che cosa vogliono? La stessa cosa avviene con varie categorie, appunto lei ha fatto l'esempio dei familiari, delle mamme, di gente che purtroppo è venuta a mancare per gli più svariati motivi. E tante volte io penso sia anche un discorso un po' di superbia, ma non esplicita, proprio in maniera velata quasi, che dice noi sappiamo già di cosa c'è bisogno, che cosa c'è da fare, senza mai sentire direttamente gli interpellati in causa. Don Dassè, io continuo a dire penso siano 3-4 anni, in tanti paesi lo fanno, qualcuno dirà ma Mirella te dice solite robe, perché credo e spero che qualcosa cambia, visto che questa trasmissione è molto ascoltata da tutti, compresi i politici, anche se non vengono ma mi ascoltano, di dare il voto ai sedicenni, Don Dassè. Perché come diamo il patentino e li mettiamo su una strada e li responsabilizziamo, penso che forse sono loro che hanno questo asso in tasca per cercare di cambiare il mondo. Il mondo parlo, non solo il nostro territorio, perché forse hanno le idee chiare su quello che sta a cuore a loro e soprattutto quello che sta a cuore a tantissimi, non a tutti ma a tantissimi, è l'ambiente. Noi li vediamo come si muovono per l'ambiente, perché hanno capito la pericolosità, hanno capito che qualcuno sta accelerando nella maniera sbagliata, lasciando delle macerie che poi subiranno loro. E non lo vogliono e manifestano, ci mettono la faccia. Qualcuno dice, ieri avevo padre Don TikTok, lo chiamo così, per me non vanno bene questi gesti estremi. Ma cosa possono fare se, come ha detto lei, non vengono ascoltati? Alla fine sono gesti che si cancellano, non è che buttano vernice che non viene più via o colorano le fontane e inquinano. Eppure vengono visti male più di quel politico che invece veramente la fa grossa e non si cancella più quel danno che combina. Poi lui passa ma il danno rimane a noi. Cosa dice Don Dassè? Ma personalmente mi dissocio anch'io dal, passatemi l'espressione anche qui, ardita, il rovinare, anche se poi so che non è un rovinare vero e proprio e permanente, un'opera d'arte o un qualcosa. Secondo me ci sono altri modi per manifestare e far sentire la propria voce. E sono modi che sono molto più lenti, da una parte, ma dall'altra anche più efficaci, perché appunto come tanta parte della politica dice ok, c'è stato questo exploit di gettare della vernice in una fontana o addosso a un quadro e via dicendo, getta più scalpore che ottenere un risultato. Lei parlava prima, Mirella, del voto ai sedicenni. Potrebbe essere una soluzione nella misura in cui però anche si formano, mi si passi anche qui l'espressione, i giovani, perché avendo a che fare appunto con il mondo giovanile, tante volte sono proprio smarriti, hanno tematiche nelle quali sono forti, ferrati come l'ambiente, ma dal punto di vista anche semplicemente politico c'è tanta ideologia, che sia di destra, di sinistra, di centro, poco importa, c'è tanta ideologia, tanto sentito dire. E secondo me quello che manca è proprio anche una formazione non partitica ma politica dei giovani, e questo potrebbe far incidere all'interno anche di un comune, di una regione, di uno Stato. E il problema è appunto questo, come formare queste coscienze
dicendo loro che non sono il futuro, perché se diciamo loro siete il nostro futuro, vuol dire che per ora governiamo noi, per ora comandiamo noi, forse verrà più avanti il vostro turno, sono il presente. Appunto, però se questo presente lo mandiamo allo sbaraglio, crolla tutto. C'è bisogno appunto che anche queste coscienze, siano con una coscienza morale, ambientale, politica, di che tipo si voglia, abbia un minimo di formazione, e ciò che manca appunto è chi è disposto a formare, ma anche chi è disposto a ricevere una formazione da questo punto di vista. Noto che c'è parecchia resistenza anche da parte dei giovani nel lasciarsi, non dico guidare, perché guidare è la parola sbagliata, ma almeno informare. C'è talmente tanto stufa, tanta fatica, tanto dire ne abbiamo le scatole piene, che non vogliamo neanche più sentirne dire nulla. Tonda, se è vero quello che lei dice, però io sulla bilancia metto allora i sindaci, le giunte con il consiglio comunale. Mi sembra che educazione civica voglia dire anche questo, perché esatto. Allora non obbligare nel vero senso della parola a fare educazione civica, conoscendo cos'è un consiglio comunale, cosa stiamo parlando, cos'è una giunta, cosa sono i componenti, cosa si occupa la maggioranza, cosa si occupa l'opposizione, le delibere. Qualche sindaco lo fa o aveva tentato di farlo, però mi sembra che poi sia molto scemato, perché non c'è supporto. Invece dovrebbe essere una cosa importantissima questa, come dice lei, perché poi alla fine è vero che i giovani vanno responsabilizzati e vanno anche educati, ma io penso ai non giovani, ecco quanto possono essere strumentalizzati, eppure loro li mandiamo a votare, anzi andiamo a trovarli a casa, li portiamo addirittura quando abbiamo bisogno del loro voto. Magari loro non sanno neppure, perché magari hanno dei problemi, sono fragili, ma siccome possono votare tranquillamente, la famiglia dà l'ok a volte, perciò capisce. Siccome io ho vissuto e ho visto queste cose, per quello dico, beh, almeno vado dai giovani, che almeno là spero che non siano manipolati a questo livello, perché succede questo, Donda, se lei lo sa che è vero, i voti manipolati quanti sono. Allora sentiamo anche cosa dice il nostro Rinaldo da Venezia, se no va a beversi un caffè. Vai Rinaldo! No, ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. I giovani di adesso, Mirella, lui ha il suo avvenire, e adesso quello che fa, io fa per il suo avvenire. Noi altri, quando eravamo giovani noi altri, avevamo altri problemi perché era un'altra era. Adesso siamo più avanti, i intelligenti, i giovani, li capisce cosa, e io fa parole e per gli altri perché è il suo avvenire. Bisogna lasciare chi faccia, non facciamo vedere i giovani che sono tutti cattivi, che sono tutti qua, non è vero niente. Vedere con i giovani che poi non sono anche italiani, al 90%. In ogni modo, i giovani bisogna farsi la sua strada, io ho in testa nell'avvenire suo. Noi altri pensiamo con la nostra testa, ma su un altro mondo che era d'accordo, e il nostro mondo lo dobbiamo sistemare, perché portandolo fin qua, con quello che c'è adesso, i telefonini e la roba artificiale, dobbiamo preparare un bel avvenire. Ma se non riusciamo a fare, che vogliamo fare noi altri, sbagliamo tutto, Mirella. Bisogna che riusciamo a fare la politica, non vanno a stare fuori, vanno ad accompagnarli. Ma purtroppo è politica, non interessa, ne avremo ancora da capire che è politica, di giovani non interessa niente. Guarda adesso con le votazioni, gli ha fatto strage, dei commessi, quanti stelle hai speso per fare tutto quello che gli ha fatto? È vergognoso. C'è gente che non ha carrozzella, c'è gente che non ha scherpa per togliere da mangiare e medicine. Quelli sono i problemi, noi giovani. I giovani, se riusciamo a fare, ne porta avanti, non in brio, perché io vado avanti, è sua vita, io vado avanti, se vive meglio, conosce la sua vita e conosce cosa che vuoi fare del suo mondo, perché non c'è più il mio mondo, nel senso che noi abbiamo una certa età, quello che abbiamo fatto, e buongiorno signori, ma i giovani, è il tesoro che avremo, se i giovani, perché ne sono tantissimi da bravi, o se noi te fate partire il calcio, che sei vergognoso, milioni e milioni di persone, giocatori che stanno 10 milioni all'anno, che sono stanchi, poveretti, ma cosa poveretti? Mi sono andato a lavorare, mi alzavo alle 2:30 di notte, andavo a caricare barche di frutta e verdura da Mestre e portavo rialto
per scaricare. Sai cosa vuol dire di notte quella media, che era il peso roba che sia? Le cose vengono scelta, sti giovani, perché 4 bar il barone, non vede questura e poi su un campo da calcio vi mette 3.000 poliziotti. È vergognoso, gli ha dato i soldi i problemi. Sti politici che ha 30 anni, sa tutto loro, cosa vuoi che gli sappia? Gli parla del fascismo, gli alza il braccio, gli fa i squadristri e gli dà di 18 anni. Ma le cose non mi cerca, qualche dubbio è insegnato. Assieme che i giovani si sbrigano i suoi problemi, che è meglio di noi altri, perché i giovani sono tutti bravi, anche a quelli che sono storti, perché anche a quelli ti può recuperare. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Abbiamo sentito le riflessioni di Rinaldo, allora adesso vi porto a Trieste, andiamo a Trieste Don Dacier e andiamo a vedere la CGIL contro privatizzazione e servizi educativi. Andiamo a sentire e poi commentiamo con Don Dacier. Questa sera giunge al culmine la nostra avvertenza contro la privatizzazione dei servizi educativi. Sappiamo tutto che si parte in teoria dal nido di Roiano, ma l'amministrazione è intenzionata a privatizzare tutti i servizi educativi. Quindi siamo qua per dire ancora una volta chiaro e forte, anche ventoso, un no contro la privatizzazione dei servizi educativi. Vogliamo i servizi pubblici perché i servizi pubblici sono per tutti e per tutte. Allora, Don Dacier, servizi educativi, una parola magica, quanto ne avremmo bisogno, però anche qua se iniziamo già a litigare pubblico, privato, già nella sanità vediamo cosa è successo. Ecco, cosa vuol dire, secondo lei, Don Dacier, ecco, servizio educativo? Cos'è il servizio educativo per Don Dacier? Prego, Don. La parola servizio educativo vuol dire tutto e vuol dire niente, secondo me, nel senso che appunto l'educazione, come si dicono tante volte, è questione di cuore prima di tutto. Che cos'è l'educazione? Educazione deriva dal latino educere, trarre fuori. E appunto che cosa fa il buon educatore? Che sia pubblico, che sia privato, poco importa. L'educatore è un po' come diceva il nostro ascoltatore di prima, far sì che una persona che cresce possa davvero far fiorire ciò che ha dentro. Per carità, non è il mito del buon selvaggio o altro, perché altrimenti si fa solo retorica, quanto piuttosto riuscire a far sviluppare in ciascuno quello che è il proprio pensiero critico e la propria coscienza, ripeto, che sia religiosa, morale, poco importa, ma appunto riuscire a far sì, a dare gli strumenti, ecco, questa è l'educazione, dare gli strumenti perché qualcuno possa crescere e fiorire. Questo secondo me è un servizio educativo, che poi a raggiera va in diverse direzioni, può essere un'educazione alla cultura, un'educazione alla politica, un'educazione scolastica, un'educazione religiosa, un'educazione al vivere sociale, un'educazione civica. Tutto questo fa parte di una sfera educativa e soprattutto secondo me ciò che manca oggi è una sfera, un'educazione che non guardi solo al singolo ma guardi alla comunità intera. Ecco, a me non piace parlare e dar colpe al Covid e via dicendo, ma il lockdown, il fatto di star chiusi dentro ha accentuato ancora di più un individualismo che ha distrutto quella che è una comunità, quello che è anche un semplice vivere civile. Faccio un esempio terra-terra. Quando incontri qualcuno per strada, a me viene naturale salutarlo. Come dicevano a me da ragazzo, saluto anche i pai della luce. Ecco, adesso salutare qualcuno per strada sembra quasi tu gli faccia un torto, perché chi è quello lì? Magari è il mio nemico. Anche questo fa parte di educazione, secondo me. Proprio recuperare un'educazione alla socialità, allo stare insieme. Allora, Don Dacier, lei ha parlato del saluto per strada, mi viene in mente quel ragazzo diversamente agile. Quando siamo andati l'anno scorso a Venezia, siamo partiti con le motonavi, ne ho portato via 250, allora ci siamo divertiti tantissimo. Siccome io li faccio parlare, gli do il microfono che a loro piace tantissimo, ha detto una cosa che ha sconvolto tutti. Quando mi incontrate, guardatemi, quando mi incontrate, salutatemi.
abbracciatemi, perché io ho tanto piacere del vostro saluto, del vostro abbraccio. Fate questo quando mi vedete per la strada. È stata una frase che mi ha talmente commosso, Don Dassè. Guardavo questo ragazzo che forse era arrivato, era un illuminato a mio avviso, proprio lui è un illuminato. Ha capito l'importanza del saluto, dell'abbraccio, che ti fa star bene con te stesso e con gli altri. Ma perché siamo diventati così aridi, Don Dassè? Eravamo così o siamo peggiorati? Io sono convinta che siamo molto peggiorati, noi, non loro. Loro hanno fatto dei passi avanti, loro forse sono meglio, ti accolgono sempre col sorriso, non ti conoscono, ti abbracciano, ti baciano, ti salutano, ti stringono. Quello che non facciamo noi, addirittura abbiamo paura di toccarli, abbiamo paura di toccarli. Prego, Don Dassè. Sì, secondo me due sono le cose e sono perfettamente d'accordo con lei, Mirella. La prima è questa: siamo peggiorati. E per riferirmi a quello che dicevo prima del Covid, secondo me il Covid ha semplicemente tolto il coperchio a una pentola che era già vuota. Nel senso che se prima c'era una parvenza, e uso proprio la parola parvenza, appunto di socialità, di saluto e via dicendo, in realtà eravamo già induriti dentro. Ed è proprio vero quello che dice, che le persone che hanno qualche difficoltà, che sono diversamente agili, come lei dice, arrivano prima su queste cose. Ci arrivano prima perché la sofferenza ti fa arrivare all'essenziale delle cose. E un saluto è qualcosa di essenziale, è qualcosa che fa dire: guarda che tu per me ci sei e io per te ci sono. Ma forse vogliono anche dire che loro non si sentono diversi, loro si sentono normali, loro hanno un nome. Ecco, non posso, noi abbiamo messo le etichette, Don Dassè, lo dico quasi tutte le mattine: mongoloidi, handicappati, disabili, diversamente abili. Ma questi hanno un nome e un cognome. Ma è mai possibile che noi continuiamo con le etichette su persone meravigliose che addirittura chiedono di essere salutati? Ma vi rendete conto a che livelli siamo? Oppure quella ragazza cieca che ho avuto, che al parcheggio dove aveva trovato dei problemi, gli hanno detto: ma sta a casa, dove vado, in che condizione là? Capisce che qui è un profondo nord, perché c'è il profondo sud, ma c'è anche un profondo nord che dobbiamo combattere, Don Dassè, tutti assieme, proprio per cercare veramente di far capire che dobbiamo anche noi vedere gli altri con occhi diversi. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, un saluto al Don. Dunque, parlavate prima di educazione e l'educazione dovrebbe essere l'esempio che si dà, e poi dopo l'esempio anche cercare di coltivarla questa educazione. Ma se non c'è l'esempio, vediamo che esempi diamo ai nostri giovani e non potrà mai esserci educazione. Grazie, vi saluto. Grazie Livio, prego Don Dassè. Perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo. Tutto parte dall'esempio. Parlo anche per me come prete. È inutile che faccia la bella predica e poi mi comporti in un altro modo. Il predica bene, il razzola male, ha sempre fatto danni. Ecco, è meglio che uno taccia un po' di più e faccia di più, che si veda con la vita. È proprio uno stile quello che dobbiamo imparare ad avere e usare. Ed è proprio in questo stile che si trasmette un fare. Penso semplicemente che dal punto di vista, se vogliamo, della crescita di un bambino, com'è che un bambino impara a parlare? Impara a parlare guardando i genitori, i fratelli che parlano. Com'è che impari a camminare? Imitando piano piano, lasciandoti prendere per mano. La stessa cosa avviene appunto in qualsiasi sfera educativa. Io apprendo per imitazione all'inizio, poi mi costruisco anche un mio modo di fare e via dicendo. Ricordo un mio superiore in seminario che diceva così, che il Signore permette certe cose per imparare a non farle. Ecco, appunto, dove da un'imitazione si passa a un pensiero critico e dire: ok, questa cosa secondo me è sbagliata, non la faccio, però il primo passo è sempre e dovunque quello dell'esempio. Don Dassè, lei ha parlato di predica. Io mi ricordo le parole di Papa Francesco e mi ha fatto anche sorridere quando ha detto:
ai preti: siete monotoni con queste prediche che fate, dovete essere più rock, più vivaci, se siete noiosi, ha detto. Perché Papa Francesco vede sempre il lungo? Forse perché ha contatto direttamente con le persone, con le fragilità, è un Papa che ascolta, che vede, è un Papa che cerca anche di dare un segnale diverso alla Chiesa, tanto è vero che è partito con una Chiesa povera. Lui non porta l'anello d'oro, lui non porta la croce d'oro, lui vuole una Chiesa povera, ma povera di quello che non serve, del superfluo, ma ricca di valori, valori umani. Prego, Don Darcier. Sì, allora qui si entra un po' più nel mio campo. Ecco, esattamente quello che ha detto Mirella è questo: eliminare il superfluo, o per meglio dire, più che un superfluo, ciò che può, come dire, ostacolare anche quella che è una trasmissione della fede stessa. Quella che è, ad esempio, faceva l'esempio della croce d'oro, dell'anello d'oro, via dicendo. Secondo me, che sia d'oro, che sia di ferro o altro, ha poco valore in questo senso, però dà un segno nel senso di dire: ok, io voglio liberarmi di questo perché sia davvero la parola di Dio ad essere incisiva e non quello che c'è alle spalle. È un po' l'insegnamento, se vogliamo, apostolico, dove appunto è la forza. Dov'è? La forza non è nel contorno, ma nel contenuto. Qui dico una cosa rispetto ai valori, forse un po' impopolare e un po' anche sulla quale sono stato spesso criticato, ma secondo me è una verità profonda. Un valore non esiste di per sé, nel senso che un valore è un frutto che viene da una pianta. Io non posso prendere un valore e sradicarlo dalla sua natura, sradicarlo dalla sua origine. Tante volte io uso questo esempio anche durante la predicazione, tanto con gli adulti quanto con i ragazzi. Un valore è come un vestito, come una camicia. Se non si ha chi indossa questa camicia cade per terra. Non esiste un valore di per sé, esiste una persona che incarna un valore. E per me, che sono prete, che sono cristiano, che cos'è il valore in sé? Il valore in sé è Gesù Cristo, nel senso che è Lui che indossa questo valore. Se noi crediamo, io parlo dal punto di vista della fede adesso, quindi liberissimi se di aderirvi o meno, se appunto noi crediamo che Gesù Cristo è l'uomo perfetto, è Lui il valore aggiunto, e allora noi siamo chiamati ad assumere quello che è lo stile, il tropos, si direbbe in termine tecnico, il modo di essere di Cristo, e questo avviene sia da un punto di vista morale, se vogliamo, ma non riduciamo una religione a morale, a una morale, altrimenti sono il primo a dire scappate via, ma appunto dal punto di vista vero e proprio spirituale, sacramentale, oserei dire. E cioè, se in virtù del battesimo noi entriamo a far parte della famiglia di Cristo, ne assumiamo anche il DNA, mi si passi l'espressione. E se io porto a frutto questo mio DNA, ecco che incarno automaticamente questi valori. Faccio un esempio per intenderci, perché finora ho parlato un po' difficile. Quando io torno al mio paese, sono le anziane che mi chiamano col nome di mio padre perché ci assomiglio. Ecco, è la stessa cosa. Se io ho in me il DNA di mio papà e la gente guardandomi mi riconosce: tu sei figlio di... Se ho in me il DNA di Cristo, cioè il suo modo di essere, i suoi valori anche, parlavamo di valori, ecco che dice: guarda, guardando te vedo in parte anche chi hai alle spalle, vedo Cristo. Ecco, forse è un discorso un po' molto troppo chiaro teologico invece, questo. Don Darcier, la ringrazio per queste parole molto importanti che confortano, perché abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa, di sperare in un qualcosa. È un momento, come ripeto, terribile per le fragilità. Guardate, io oggi ho il banco aperto per accogliere le cose che arriveranno da queste persone, dai privati, dai supermercati. Domani li distribuisco assieme a tutta questa
squadra di volontari che ringrazio, e io vedo le persone che vengono non da sé, che si aggrappano ai valori, alla speranza, alla fede. Ecco, hanno bisogno di sperare che il mondo cambi, hanno bisogno di sperare che ci sarà qualcuno che li ascolti, hanno bisogno di sperare che qualcuno li aiuterà a curarsi, che li aiuterà a mangiare. Però c'è un punto di riferimento e sono i banchi solidali, sono il mondo delle associazioni di volontariato, siete voi parrocchie, loro hanno dei punti di riferimento importanti, tanto è vero che lei ha detto assomiglio a mio padre, perché loro si ricordano suo padre, loro se lo ricordano ed era un punto di riferimento importante, era un qualcosa che loro conoscevano e hanno rispetto di questo nome che continuano a dire. Però i valori, c'è il seme della violenza che sta veramente danneggiando un po' tutti noi, il seme della violenza specialmente nei giovani, che genera paura, genera timore, il paura del diverso, il paura del ragazzo giovane, come fossero tutti delinquenti, tutti ladri, il paura di uscire da casa. È il seme della violenza che mi spaventa veramente, don da sé, perché questo seme si sta sviluppando in maniera sbagliata, ecco, sta nascendo nella maniera sbagliata e se io non lo tolgo, ecco, può generare tante piantine sbagliate e dannose per tutta la comunità. Bisogna togliere queste piantine, ma bisogna togliere in maniera giusta, in maniera corretta, che non facciano del male al terreno che siamo noi, che siamo un terreno fertile, perché io sono convinta che la maggioranza di noi è un terreno fertile. Andiamo a vedere questa rapina in casa anziani ad Altivole. Intorno alle 20 di sabato sera è giunta una chiamata al 112 da parte di una donna di Caselle di Altivole che ha segnalato che all'interno della casa dei vicini c'erano dei ladri che si stavano aggirando con un coltello in mano. Questa l'immagine che fa scattare la mobilitazione dei carabinieri di Castelfranco che nel giro di pochi minuti riescono a catturare i delinquenti sulla provinciale tra Caselle di Altivole e Vallà di Riese. Si tratta di un 29enne e un 17enne originari della provincia di Milano, entrambi italiani e noti alle forze dell'ordine anche a nord-est. I due si stavano allontanando dall'abitazione appena colpita a bordo di una Kia grigia, peraltro già segnalata come sospetta nei giorni precedenti. Nel veicolo vengono trovati guanti, berretti e arnesi per lo scasso. Anche attraverso le prime testimonianze e le immagini delle telecamere si sta presto a riavvolgere il nastro. La rapina alle 19:30 in questa casa di via Colombera a Caselle, dentro marito e moglie, lui 95 anni, lei 85, tutti e due con delle fragilità cognitive. I rapinatori entrano dal retro, hanno il volto scoperto e un coltello, sanno con ogni probabilità che la casa è abitata da anziani indifesi, non sanno che con loro c'è un'amica di famiglia, una rumena 61enne in visita, è lei che se li trova drammaticamente di fronte. E l'hanno immediatamente aggredita bloccandola per il collo e puntandole un coltello alla gola, minacciandola di non fare rumore, di stare ferma e soprattutto di consegnare tutti gli ori e tutti i contanti contenuti in casa. Mentre uno dei due complici teneva ferma la donna, l'altro ha rovistato tutta l'abitazione trovando soltanto 5 euro che si trovavano all'interno del portafogli della donna dentro una borsa. La 61enne viene strattonata e minacciata di morte più volte, mentre i due anziani, vista anche la loro condizione, forse non si sono accorti di nulla, ne sono stati aggrediti. 29enne e 17enne, ora in carcere, sono accusati di rapina aggravata in concorso e non è da escludere che possano essere coinvolti nella rapina di un mese fa a Castello di Godego, anche in quel caso vittime anziani. Ogni dettaglio a questo punto può essere utile. Ci tengo a sottolineare che senza chiamata immediata e precisa al 112 sarebbe stato molto difficile intercettare questi rapinatori, quindi un grazie alle persone che hanno fatto queste segnalazioni con grande senso civico e grande lucidità. Sono ancora scossi due anziani di 85 e 95 anni che si sono trovati in casa i rapinatori. Con loro un'amica della figlia che la stava sostituendo per un brevissimo tempo. Era infatti uscita per fare delle commissioni, una trentina di minuti quando ha ricevuto la chiamata ed è tornata subito a casa. Si sono spaventati i suoi? Un po' sì, un po' parecchio. E anche noi poi, ovviamente. Avete telecamere, tutto? Telecamere interne ed esterne, abbiamo tutto. Infatti abbiamo passato tutti i carabinieri. Paura tanta, ci racconta, ma per fortuna stanno bene tutti. Hanno vissuto un momento terribile quando i due armati di coltello sono entrati, volevano i soldi. Hanno rubato solo la borsetta.
Non siamo riusciti a quantificare perché comunque non avevano niente in casa, qua non c'è niente da portare via. 2 rapinatori senza scrupoli hanno fatto irruzione in una villetta dove vivono 2 anziani spaventandoli, ma fa riflettere che uno di loro è minorenne. Lo so purtroppo, ma si sa che mandano avanti i minori perché non sono perseguibili per legge. Amareggiata la figlia che ora cerca di tranquillizzare i genitori. In via Colomberi i cittadini ci raccontano che è una zona tranquilla, mai era accaduta una cosa simile. Poche case, ma si danno tutti una mano. Ad allertare i carabinieri sono stati proprio i vicini. Allora, 2 cose, Don Dassè, mi hanno colpito di questo servizio. Sono italiani. Perché la speranza di qualcuno è sempre che siano stranieri, così passiamo il cerino. E un'altra parola che mi ha molto colpito è la signora alla fine dice sono minorenni, li mandano avanti perché non sono perseguibili. No, non è vero che non sono perseguibili, hanno un percorso diverso, quello sì, sono percorsi completamente diversi, ma fanno dei percorsi per legge perché sono sempre reati. Ma quello che stupisce è che questo seme della violenza, quando si trasforma e diventa molto pericoloso per le fragilità, non c'è prevenzione. È la prevenzione che manca e la prevenzione andrebbe fatta molto prima. Questo 17enne che va via di casa, si sposta da Milano, arriva qui da noi, chi è? La famiglia. Il problema poi è sempre quello, no? Si sa da che famiglia è, cosa ha avuto aspettarti, ma non può essere una scusante, un aggravante, perché io sono convinta che forse se lavorassimo di più sulle famiglie fragili, su quelli che hanno bisogno veramente di ascolto, di prevenzione e di fare assieme i percorsi. I percorsi non vanno fatti divisi, non va fatto il percorso al figlio e non alla famiglia e ai genitori, il percorso va fatto assieme. Forse non avremo tutte questo seme di violenza. Cosa dice Don Dassè? Sì, sono d'accordo. Un percorso va fatto insieme con tutta la famiglia. Non esiste, per carità, può esistere, non dico di no, un ragazzo problematico da una buona famiglia come un ragazzo d'oro da una famiglia problematica. Ci sono casi conclamati anche di questo. Però se un problema c'è, come dicevamo prima, dal punto di vista anche semplicemente di civile convivenza, va coinvolto tutta la famiglia, o meglio, tutti coloro i quali sono vicini a questa persona. È una cosa che a me piace ricordare sempre, ogni anno, a inizio dell'anno scolastico, quando si va a caccia, perché ormai tocca andare a caccia anche di catechisti, è una comunità che fa crescere e educa i ragazzi. La stessa cosa è come una famiglia, anzi la stessa cosa è in primis la famiglia, e cioè da lì si parte e da lì si arriva, nel senso che appunto quante volte anche gli stessi, io mi metto nei panni anche degli stessi genitori che si trovano in difficoltà con dei figli, anche qui semplifico al massimo, ribelli, chiamiamoli così, che non sanno da che parte prendere e non sono neanche aiutati a seguire i propri figli. Fortunati quei ragazzi che hanno i nonni, ad esempio. Provo a dire in maniera anche qui molto molto semplicistica. Quando entrambi i genitori devono lavorare 8 ore al giorno, magari facendo turni e non incontrandosi neanche mai insieme, perché altrimenti non riescono a mandare avanti una famiglia, a chi danno questi figli? Com'è che possono educare questi ragazzi? Non è neanche colpa loro. Eppure questi ragazzi a volte crescono abbandonati a se stessi. Ripeto, fortunati coloro i quali hanno i nonni che possono prendersi cura di loro. Ma non è il ruolo dei nonni, è il ruolo dei genitori, ma i genitori a loro volta non sono aiutati a fare i genitori. Nessuno nasce genitore, ma al contempo anche questi genitori non sono aiutati, vuoi per politiche familiari, vuoi per questioni economiche o qualsiasi altro motivo, ad essere presenti con i loro figli. E questo incide molto. Abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana, poi andiamo in pubblicità. Vai Adriana. Ciao Mirella e il suo ospite. Senti Mirella, io sai che sono un po' polemica, nel senso che va bene specificare
quando sono stranieri e anche quando sono italiani, perché la delinquenza non è solo italiana, sono gli stranieri, ce ne abbiamo anche troppi, nel senso che si aggiungono ai nostri, ecco, voglio dire. Sai che io sono un po' per questo e anche proprio per quello. Va bene, ciao Mirella, ciao. La delinquenza non ha colore, Adriana, dobbiamo iniziare a parlare di persone, non di colore della pelle. La violenza è ovunque, in qualsiasi persona se ce l'ha, non c'è niente da fare. Abbiamo sentito anche Battistella, quel ragazzo che con un pugno ha ucciso quella brava persona che cercava invece di mettere pace. La famiglia perfetta, una famiglia esemplare. Ma se c'è il seme della violenza bisogna lavorare molto a monte, molto prima che questo ragazzo diventi così, anche se la famiglia è perfetta. E qua il problema grande che sta cercando di spiegare anche Dodassé, perché se c'è questo seme, più lo lasci là e più diventa violento, anche se tu sei una brava famiglia. Purtroppo è successo, c'è questo seme all'interno della famiglia, dobbiamo curarlo molto prima. Come? Proprio con l'educazione che inizia da piccoli e poi con la scuola e poi se serve qualche aiuto da esperti professionisti che ne abbiamo di molto bravi. Tacere e mettere la polvere sotto il tappeto non risolve niente, anche se sei una buona famiglia dei bravi genitori. Pubblicità. Se non è proprio possibile fare fusioni, che è questo l'ultimo fine, almeno si facciano delle aggregazioni di scopo tra comuni in modo tale da raggiungere queste dimensioni. Unire le forze delle amministrazioni per combattere il disagio giovanile è la carta giocata dallo CGIL per contrastare fenomeni di violenza che vedono sempre più spesso protagonisti giovani e giovanissimi. Sono i dati del sindacato ad evidenziare come mediamente solo il 13-15% dei bilanci dei comuni venga destinato al sociale, con una significativa differenza legata alle dimensioni territoriali. Il 9% dei comuni nella provincia di Treviso, che per noi i comuni grandi sono sopra i 20.000 abitanti, hanno a disposizione il 41% di risorse da destinare alla spesa sociale, mentre i piccoli, che rappresentano il 31% dei nostri comuni, degli enti locali, hanno a disposizione solo il 9%. Secondo Biscaro, i comuni medi, medio-piccoli e piccoli, che rappresentano il 90% del totale, dovrebbero mettere insieme le risorse anche economiche per politiche sociali condivise, un po' come è successo, spiega, durante la pandemia. La stessa cosa dobbiamo fare anche nell'educazione e nella formazione. Non abbiamo paura di questo. Ogni comune rimarrà col suo nome, per carità, eccetera, ma sui servizi dobbiamo fare questo sforzo, almeno questo. Io mi auguro anche le fusioni, però almeno questo lo dobbiamo fare. Cerchiamo di fare quelle azioni che ci consentiranno di arrivare a una soluzione, e se non proprio una soluzione, a una mitigazione di questo disagio sociale che è presente e ce lo dicono tutti. Perché il disagio sociale è presente nei grandi comuni, ma è presente anche nei piccoli comuni. Assolutamente sì, e nei piccoli comuni forse è ancora più grave. A prescindere dalle loro dimensioni, Biscaro si rivolge ai comuni con un ultimo messaggio prettamente politico. Non abbiate paura, sindaci, chiedete al governo che stanzi e che investa di più nell'educazione e nella formazione dei nuovi cittadini, compresi gli immigrati. Uno studio accurato sulle più importanti opere d'arte selezionate, la cura nella gestione della luce e la scelta oculata dei soggetti da fotografare. Un lavoro imponente al pari dell'impegno profuso dagli studenti della quarta M e della quarta BM del corso multimediale del Liceo Catullo di Belluno per confutare luoghi comuni e pregiudizi che affliggono i giovani. Eretici, adesso vogliamo mostrarvi la nostra catarsi, il titolo della mostra che declina il disagio giovanile in tutte le sue sfaccettature. I giovani hanno avuto il grande coraggio di dire la loro, di essere presenti. Noi siamo la prova, io e le mie due classi, la quarta M e la quarta BM, che la scuola può essere ben altro. La scuola deve accompagnare i giovani, soprattutto, come in questo caso, attraverso lo strumento dell'arte. L'esposizione sarà aperta al pubblico dall'11 al 22 marzo e la sala Zanardelli del Palazzo dei Rettori è il luogo offerto dal prefetto di Belluno per ammirare il risultato di un progetto artistico che offre spunti di riflessione e coinvolgimento emotivo. Ogni ragazzo è portatore
di un talento che deve avere la capacità di scoprire e sviluppare, e oggi ne abbiamo una dimostrazione. I ragazzi del Catullo hanno realizzato gli scatti fotografici intensi, profondi, che ci fanno riflettere. La prima della mostra, organizzata con la collaborazione del Comune di Belluno, della Fondazione Teatri e dell'Istituto Catullo, è stata uno scambio proficuo di idee e proposte intergenerazionali. Loro ci stanno dando un messaggio fortissimo, loro dissacrando un pochino da veri eretici nel senso di coloro che hanno un pensiero critico e mettono in discussione modelli tradizionali, ci mandano dei messaggi non completamente respingendo il modello tradizionale, ma dicendoci qualcosa attraverso questo. I giovani che diventano protagonisti, i giovani, ognuno di loro ha qualcosa, può essere anche un creativo, però come giustamente dice Vigilio Biscolo, che abbiamo sentito nel servizio precedente della CGIL, della SPI-CGIL, bisogna investire per arrivare a questo, perché il giovane diventi protagonista e trovi un qualcosa che veramente gli fa tirar fuori quell'adrenalina, ma nel lato positivo e con esempi positivi bisogna investire. E qui Vigilio Biscaro si rivolge ai comuni, perché là è il punto nevralgico, è dove la famiglia si appoggia, è dove qualcuno spera che questo sindaco con questa giunta investa in quello che è il futuro, il benessere della propria comunità. E cosa si deve fare? Si deve fare unione, si deve stare assieme, investire tutti assieme per un bene comune. Cosa dice Don Dacier? Sì, è un'ottima idea, è quello che da una ventina d'anni ad esempio si tenta di fare con le parrocchie anche, e cioè la scarsità di clero è evidente. E si stanno accorpando più parrocchie sotto uno stesso parroco. Io ne sono l'esempio, ne ho 3 e notizia fresca di ieri sera, da settembre ne avrò una 4ª. Ma al di là di questo, che vuol dire smembrare il sottoscritto, no, vuol dire che si mettono insieme le risorse. Ecco, ho in mente, mentre sentivo il servizio, mi viene in mente appunto si parlava di fusione. Ecco, in alcune diocesi d'Italia, ho in mente in maniera precisa quella di Modena Nonantola, in maniera particolare, si stanno fondendo anche le parrocchie proprio per, da una parte, sgravare il clero di 1000 responsabilità, anche dal punto di vista amministrativo e economico, perché un conto è gestire l'amministrazione di un ente, un conto è gestirlo di 3, di 4. Ma appunto per mettere insieme le forze, riprendo l'esempio di Modena Nonantola, il vescovo ha deciso di dimezzare il numero delle parrocchie fondendole insieme, e allora c'è anche più gente che si mette in campo, sono poche risorse da una parte, poche risorse dall'altra, ma insieme si riesce a fare qualcosa di più e qualcosa meglio. Ecco, se questo funziona per le parrocchie dovrebbe funzionare anche per la vita sociale, insomma per i comuni. E la vita sociale dovrebbe essere formata da tanti giovani che fanno volontariato, però purtroppo ne abbiamo pochissimi e non si riesce a capire il perché di associazioni di volontariato siamo un numero enorme, però mancano i giovani. Come mai? Andiamo a vedere questi giovani volontariati, andiamo a Treviso. Noi contiamo 9.800 soci volontari attivi, quelli che ogni giorno si muovono per fare qualche cosa, per qualche attività, e sono quasi 90.000 i soci iscritti a Volontari Insieme. Ma in questo piccolo grande esercito di volontari, che a Sant'Artemio ha fatto il punto sul proprio ruolo sociale con gli stati generali del volontariato promossi dall'ODV presieduta da Corò, il ricambio generazionale stenta e i giovani sono ben pochi. Non c'è un grandissimo segnale di ricambio, non c'è segnale di impegno personale che parta dalla volontà singola dei ragazzi, né di seconda generazione né dai nostri ragazzi di generazione solida. È un momento particolare per loro, stanno vivendo qualcosa che probabilmente noi non riusciamo neanche ad immaginare. È una grossa difficoltà, il loro futuro, per loro il futuro rappresenta una difficoltà, e
Questo lo troviamo nei numeri dei suicidi, delle depressioni che sempre nella minore età sconvolgono le famiglie. Genitori impreparati, famiglie che si dividono, parrocchie, biblioteche, punti di ritrovo e formazione meno presenti, meno aggreganti di un tempo. Di contro, dice Corò, il mondo del volontariato deve fare un autoesame per comprendere se stia davvero andando nella direzione giusta. Il volontariato deve imparare a camminare con il passo, con i tempi, deve essere capace di seguire i cambiamenti, anzi dovrebbe indurre i cambiamenti. Solo così possiamo intercettare i giovani, lasciando spazio a loro, aprendo le porte delle associazioni e non tenendo stretto all'esperienza solo perché sia qualcosa, un patrimonio personale. Molti i contributi e gli interventi a Sant'Artemio, ma se gran parte del mondo del volontariato va a supporto di anziani e malati, è stato inevitabile il confronto, anche duro, con l'ULSS 2 e il DG Francesco Benazzi e la Regione stessa. Sul tavolo liste d'attesa, servizi spesso lontani, carenza di personale. Una sanità che sta mutando di pelle. Quando si cambia la pelle è chiaro che ci sono dei disallineamenti, chiamiamoli così, tra quello che era prima e che magari funzionava, c'è stato di mezzo il Covid e adesso siamo proiettati in una sanità diversa. La risposta vera sono le case di comunità e gli ospedali di comunità. Su questo la Regione si sta spendendo, le ULSS, come dire, fanno il massimo. Chiedo veramente alla gente, alle persone, alla comunità di avere un po' di pazienza. Stiamo mettendo un sasso alla volta. A fine 2025 questo sasso sarà completato e saremo dall'altra parte. Passaggio di testimone per ragazzi e ragazze del servizio civile. Riuniti all'auditorium di Sant'Artemio oltre 160 ragazzi tra chi ha appena concluso l'anno di servizio e chi invece è prossimo a cominciare l'avventura. Per il 2024 è stato boom di adesioni, più 46% rispetto allo scorso anno. Abbiamo avuto la possibilità di avere 175 posti coperti con più di 385 volontari grazie alla campagna di cartoni morti e quindi una modalità diversa di approccio con i ragazzi. Ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni andranno infatti a svolgere il servizio in uno dei 125 enti coinvolti, tra cui 87 comuni, 27 associazioni e cooperative e altri 11 enti. È bello vedere i giovani che si mettono a disposizione, mi ripeto, a dare il proprio contributo ai territori che hanno aderito a questo progetto. Allora, ho messo assieme, Don Darcier, questi due servizi perché uno è in contrasto con l'altro. Allora, da una parte si dice non ci sono giovani nel volontariato, non riusciamo ad arrivare a loro. Dall'altra parte abbiamo i giovani che rispondono al mondo del volontariato, avete visto? Addirittura hanno fatto dei numeri che nessuno se l'aspettava che in così tanti rispondessero. Non è che qualcuno vuole dividi ed impera, perché questo sta passando il messaggio che non ci sono giovani, che non hanno voglia di fare niente, che non fanno volontariato. No, non è vero. Ci sono, ma dobbiamo andarli a prendere, anche perché sappiamo dove sono. Però dobbiamo essere uniti, perché se continuiamo ad essere divisi, loro non arriveranno mai da noi. Prego, Don Darcier, e poi la saluto. Sì, anche qui sono d'accordo, perché il tema del volontariato è un tema che è molto presente nei giovani e io questo lo vedo continuamente a partire dalle realtà parrocchiali, dalle realtà caritative e via dicendo. Tante volte cosa manca? Manca quello step intermedio di coinvolgerli, di andare a trovarli, di andare a prenderli. Ho un esempio proprio qui in parrocchia di due ragazze che l'anno scorso sono andate durante l'estate a fare una settimana, non molto di più, di volontariato a Torino, in una comunità. E tornando a casa entusiaste mi hanno detto questa sarebbe una proposta da fare a tutti i giorni della nostra parrocchia perché è una cosa che ti cambia dentro, ti aiuta. E io mi sono trovato perfettamente d'accordo. Però la difficoltà è quello di fare questo passaggio intermedio. Nonostante l'esempio, la testimonianza, l'esperienza, c'è la paura di fare un primo passo. Una volta rotto questo argine, non li tieni più nel volontariato, anzi, si buttano a capofitto. Come ci saluta Don Darcier? Beh, con un ciao. No, a parte gli scherzi, ecco, io vi saluto. Ringrazio anche dell'opportunità che mi è stata data e se posso fare una piccola pubblicità, un po' come
come l'anno scorso, in questi fine settimana, i primi 3 settimane di luglio, nella mia parrocchia di Carpesica, assieme ai giovani, stiamo organizzando un piccolo evento, una mostra di modellismo, soprattutto di Lego, ma un modellismo anche generale, il cui ricavato andrà a sostegno delle opere parrocchiali. Quindi venite a trovarci, e poi c'è anche lo stand enogastronomico della Sagra, quindi si unisce l'utile al dilettevole. Ecco. Io la ringrazio per aver detto anche questo, perché fa capire l'importanza di capire che i giovani ci sono. Non ne avremo più i numeri come prima, ma abbiamo i numeri, basta andarli a prendere nella maniera giusta, guardarli nella maniera giusta, e loro saranno veramente come l'Etna. Io sono convinta, Don, che veramente esploderanno, basta solo che loro ti guardino e riprendere fiducia che forse hanno perso perché non li abbiamo abbastanza ascoltati e guardati. Grazie Don Matteo Dal Sé, grazie, è stato con noi. Pubblicità. Grazie. E abbiamo la Lega e abbiamo Fratelli d'Italia. Abbiamo la Lega con Paolo Tonin, vice sindaco di Campo San Martino. Eccolo qua Paolo Tonin, non so se è collegato, ancora no. Domenico Pressi, sindaco di Arcade, terzo mandato Fratelli d'Italia, perché siamo anche curiosi. Noi siamo stati in par condicio, Tonin, perciò non c'erano politici in questa trasmissione, però adesso vogliamo sapere soprattutto dai sindaci, perché sono quelli che vivono il territorio, non c'è niente da fare, è inutile che ce la giriamo, sono quelli dove le persone, come ho detto prima a Don Dal Sé, battono a questa porta, alla porta del comune, sperando di avere delle risposte, e forse siete quelli più penalizzati perché i fondi arrivano sempre risicati, le risposte da dare sono tante, mancano tante cose urgenti, le case, ecco, liste d'attesa anche nelle RSA perché sono pochissime, non c'è personale, non riescono a curarsi, ma soprattutto Paolo Tonin, queste liti sotterranee che non fanno male a nessuno perché poi si vengono a sapere, non c'è niente da fare, o bene o male le cose si vengono a sapere. Forse stanno danneggiando proprio partiti importanti perché poi il cittadino dice ecco là chi fa baruffa, e non ne può veramente più perché ha bisogno di risposte. Allora, siccome Paolo Tonin è uno che non ha il bavaglio, dice quello che pensa sempre, comunque, abbastanza dice lui, io dico sempre, ed è sempre nel pezzo, perché c'è sempre questo mettersi uno contro l'altro, o per la poltrona o per il ruolo, il potere, ecco, l'arroganza del potere che non vede veramente i bisogni che hanno le comunità tutte in generale. C'è una povertà con dei numeri impressionanti, c'è una popolazione che sta diventando sempre più anziana, basta vedere i centenari che abbiamo, che ha bisogno di risposte immediate. Ecco, io anche ieri ho citato quel caso, Paolo Tonin, di quel ragazzo, il mio ragazzo di 98 anni che purtroppo non c'è più. Ho dovuto fare una battaglia enorme per trovare una sistemazione all'interno di una RSA, però andavo male perché aveva la svama a 45 ed era cieco. Ma cosa ha avuto svamare a 98 anni? Ma cosa ha avuto svamare? Te guarderà a persona e te vedrà di metterla veramente nella maniera più veloce in una situazione ottimale, perché se lo merita, se lo spetta di diritto. Però la burocrazia impedisce, non è colpa di nessuno, è colpa della burocrazia. Ma si può usare tanta burocrazia su un centenario? Prego Paolo Tonin. Mirella, hai aperto un universo mondo, partendo dalle divisioni nella politica, arrivando, diciamo, a quello che sono i problemi veri della gente. Allora, partiamo dalla politica. Perché ci sono le divisioni sotterranee o anche evidenti? In molti casi sono evidenti. Le divisioni ci sono perché ci sono nei partiti, e più grandi sono, più combattimenti, diciamo, ci sono, perché si formano i gruppi, ci sono diciamo, le volontà di arrivare, di crescere, di diventare più avanti, e quindi si creano delle compagini che lottano per, magari anche giustamente, per arrivare a dei posti, diciamo, di potere, di dominio. Ecco, queste purtroppo sono le cose. Molto spesso si guarda molto
molto al personale e, come dicevi te, un po' meno a quelli che sono gli interessi generali. Io personalmente non sono mai stato di questo avviso, ho sempre cercato di farmi carico dell'interesse comune generale, ma questa è una cosa che riguarda me. Per quanto riguarda i problemi del sociale, le famose liste d'attesa e i problemi che ci sono, purtroppo delle regole servono, perché il fatto, secondo me, principale è questo, che noi siamo una popolazione che invecchia molto velocemente e non abbiamo ancora pensato che il futuro è pensare alla sistemazione di questa popolazione che cresce, che invecchia e così via. Quindi ecco che si creano degli ostacoli, mancano delle finestre per entrare e poi ci sono un altro fattore che sono i costi che molto spesso io li tocco anche, siccome sono assessore sociale nel mio comune, li tocco anche con mano. Ci sono persone che hanno 1.100-1.200 euro di pensione e la retta di una qualsiasi RSA è dai 1.800 in su, insomma. Poi si tratta di vedere se questi hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, per cui c'è tutto un mondo molto, molto complesso, ma il fatto principale secondo me è quello che effettivamente c'è carenza di spazi, e bisognerà in futuro investire su questo. Allora Paolo, lei fa parte di un partito importante che è stato anche al governo diversi anni. Che lo è tuttora. E lo è tuttora, però a parole tutti fanno, ma nella realtà poi mancano le cose essenziali. Io mi ricordo che anche, ad esempio, il ponte di Messina da una parte della Lega non è visto veramente per niente bene, specialmente la Lega qua del territorio veneto. Dice noi abbiamo altre priorità, perché i cittadini bussano a queste porte e dicono ma cosa state facendo, ma cosa state pensando? Noi abbiamo bisogno di altre realtà, noi abbiamo bisogno di risposte immediate, però le case una volta i grandi industriali la prima cosa che facevano le case per gli operai, facevano e anche vicino alla fabbrica. Adesso anche gli industriali forse si sono dimenticati che esiste ancora l'operaio che ha bisogno di risposte e che non può più vivere con 1.200-1.500 euro al mese. Si diventa anziani e anche pagando, non è solo una questione di costi, non riesce a trovare la struttura perché non ce ne sono. Abbiamo i giovani, anche qua disastro totale. Risposte ai giovani come strutture, sto parlando, o se non sono a pagamento non esistono. Una volta c'erano gli oratori, sparì anche a quei, sparì ai preti, sparì ai suori, diciamo che stanno diminuendo. Spario tutto. Ma allora, la politica, se pensa continuamente solo alle grandi infrastrutture e non pensa invece a questa popolazione che sta invecchiando anche precocemente purtroppo, ma arriva anche a oltre 100 anni e anche con patologie, come faremo a continuare a dare risposte? Non abbiamo più persone che lavorano, persone che nei campi, abbiamo visto il caporalato, non è solo al sud, è anche qua, io l'ho detto sempre, lo dico sempre, perché vivo la situazione, e che se anche ci sono dei contratti, sono dei soldi talmente bassi che veramente sono sconvolgenti, perché in Italia, Paolo Tonin, paghiamo la gente che non lavora, che sono anche pochi, rispetto a quelli che lavorano, che sono tanti, e non riusciamo a dare soddisfazione. Ma così questo paese crescerà? Cioè avremo quattro corsie, avremo delle infrastrutture megalattiche, ma se non abbiamo le persone all'interno cosa faremo? Cureremo con l'intelligenza artificiale? No, perché c'è sempre l'uomo, c'è sempre la figura umana. E allora dove andrà a parare la politica se questo paese sarà soffocato dalla mancanza di numeri, di persone? Allora, Mirella, io credo che un paese non può essere concentrato in un'unica direzione, l'aspetto è molto vario, diciamo. Parliamo delle infrastrutture. Sicuramente, hai accennato te prima al ponte di Messina. Il ponte di Messina è un'opera che viene così decantata da decenni, no? Dal buon Berlusconi, ma anche prima, diciamo, ci sono dei progetti che... Pagati anche. Sì, anche
anche pagati, per cui cioè, voglio dire, io non sono prioritariamente contrario alle grandi opere, così servono, perché un paese che guarda il futuro deve pensare alla crescita del PIL, proprio per mantenere poi tutte le cose necessarie alla popolazione, e quindi deve anche pensare alle infrastrutture. Certo che io dico c'è un elenco di priorità. Io per esempio da tanti anni mi sono occupato come sindaco e adesso anche come sindaco dell'asta della Valsugana, che è una infrastruttura che riguarda proprio i paesi che attraversano me. Cioè io da decenni mi sto occupando di questa roba qua, perché serve il collegamento di Padova con la Pedemontana, no, per dire, e noi siamo in una zona dove la Valsugana è così molto molto limitata. Lì c'è un problema di crescita, cioè bisogna veramente farle queste opere qua, perché c'è un rischio di calo del PIL. Questo me lo dicevano gli industriali della zona del Cittadellese, che effettivamente dico, se noi non riusciamo a collegarci molto velocemente, veniamo superate da aste limitrofe, e il nostro territorio si parlava di una perdita di PIL dall'1,5 al 2% per le nostre zone. Quindi le opere infrastrutturali servono per lo sviluppo di un paese. Il nostro paese fortunatamente è un paese che ha delle possibilità di crescita, anche perché cioè, nel passato si sono pensate cose, diciamo che paghiamo anche lo scotto di alcuni governi che hanno pensato a pagare il reddito di cittadinanza a gente che magari non lo meritava. Ma era d'accordo anche Salvini sul reddito di cittadinanza? C'eravamo anche noi in quel governo, no, ma secondo me la Mirella era un incontro che doveva essere insomma paritario. Comunque la storia è questa. Portando a casa dalla parte nostra l'autonomia. C'era la Lega che aveva firmato il reddito, che non andava male se fosse stato controllato. Sì, è che non è stato controllato. E l'altro grande fenomeno è stato quello del bonus 110. E lì lasciamo perdere, perché abbiamo 10 anni adesso da affrontare di problematiche di mancanza di risorse, perché noi ci siamo veramente fatti tanto del male, Mirella, in quell'occasione là. Per cui per carità, ormai è andata, bisogna pensare al futuro, per cui le priorità delle opere e credo che però sulle opere bisogna davvero continuare a perseguire insomma le cose. Allora, noi le opere, i controlli, la burocrazia, però voi avevate fatto anche con Canderoli, siccome che Paolo Tonin è uno storico della Lega, vecchia guardia. Purtroppo per l'età Mirella si possono fare anche queste domande. Voi avevate iniziato a cercare di porre rimedio a questa burocrazia. Avevate fatto il ministro delle semplificazioni con Calderoli. Sì, mi ricordo i falò che abbiamo fatto con le leggi. Però, come mai non si è riusciti a portare avanti quello che è diventato una cosa elefantiaca incredibile, la burocrazia che sta soffocando questo paese? È una cosa incredibile. Cosa è successo? Chi è che ha fatto cadere questo ministero importante, questo ministro delle semplificazioni? Cos'è che è andato male? È stato l'evolversi della vita politica, diciamo, i cambi di governo e così via. Quindi alla fine cioè, purtroppo si è arrivati a questo. Comunque rimane sempre, e la semplificazione è comunque sempre uno dei problemi in questo Stato qua, solo che sappiamo come funzionano le cose in questo paese, no? Infatti funzionano male. Funzionano male. Allora abbiamo Domenico Presti, sindaco di Acadi in linea, terzo mandato Fratelli d'Italia. Buongiorno sindaco. Mirella, buongiorno a lei e al suo ospite di studio. Ciao sindaco. Scommetto che non lo conosce neanche il sindaco, non lo conosce, vero? No, ho visto il collega ma non ho avuto il piacere di conoscerlo. È Paolo Tonin. Sì, della Lega, vice sindaco di Campo San Martino, militante storico della Lega. Io il sindaco Presti lo conosco di fama comunque. E Tonin dice che invece conosce il sindaco Presti di fama, che forse è diventato anche così famoso grazie a questo enorme pane vin. Vero sindaco, oltre a tutte le cose che ha fatto, però il pane vin è conosciuto dappertutto, il pane vin più grande. Allora, cosa darebbe fuoco quest'anno, sindaco, in occasione del futuro pane vin? Cosa brucerebbe per primo? Scusi Mirella, allora siccome io non rinnego le mie origini,
Io sono stato anche conosciuto perché ho fatto 18 anni in Lega, quindi non rinnego nulla di quello che sono stato e di ciò che sono oggi, quindi questo voglio sottolinearlo. Quindi grazie a Tonini per questa testimonianza. E, di sicuro brucerei l'ipocrisia, Mirella, perché viviamo in un mondo di ipocriti, quindi questo è principalmente comunque l'ipocrisia politica. Ecco, questa è una delle cose che brucerei per prima sulla pira del nostro pianeta. Allora, Sindaco Presti, si parlava prima con Paolo Tonin che l'unico punto di riferimento per le persone sono i comuni, sono i sindaci, sono gli assessori di competenza, perché loro hanno bisogno di risposte. È un momento molto delicato. Io, come dicevo all'inizio con Don Matteo Dassè, che ha avuto ospite, sono molto preoccupata per queste famiglie che non sono barboni, che vengono al Banco Solidale, sono famiglie che addirittura non ce la fanno più con 2 stipendi, non ce la fanno più perché sono affitti incredibili, mutui, ragazzi che crescono, bollette impazzite, vivere, sopravvivere, perché ormai qualcuno sta sopravvivendo. E grazie che c'è questo mondo del volontariato che cerca di dare delle risposte che io non finirò mai di ringraziare, perché grazie a questo associazionismo riusciamo a mettere la pezze dove la politica non è pensata di metterle. Forse se avessi investito di più nella famiglia, sul bene comune, forse non saremmo a questo punto. Lei come la vede la situazione, Sindaco Presti? Allora, intanto farei un giro un po' da lontano, no? Per tornare da noi in territorio internazionale. Noi abbiamo avuto le europee recentemente, le elezioni europee, abbiamo visto che la gente, ahimè, anche qui non ha risposto come doveva. Non ha capito che oggi è quasi, ed anzi, è più importante votare i rappresentanti a livello europeo, perché poi l'Europa ci cala le leggi sulla testa piuttosto che mandare tutte le persone capaci in Europa, piuttosto che comunque andare a votare, magari bisogna sempre votare in ogni caso, perché poi uno si lamenta e subisce persone che magari non ha scelto. Quindi questa è una cosa che dico che gli italiani dovrebbero interrogarsi su questo aspetto. E poi ci lagniamo che sono incapaci e quant'altro, e soprattutto rispetto al passato, per fortuna la qualità dei rappresentanti in Europa pian piano sta crescendo, perché è fondamentale mandare gente che quando è lì è capace di portare a casa risultati per noi. Riguardo invece all'aspetto dello Stato, purtroppo, vede Mirella, penso che Tonini possa confermarlo, noi di là che ci tolgono ogni anno sempre più tagli, sempre più risorse, quindi noi è vero che siamo il front office dello Stato, siamo la trincea della nazione con i sindaci, però comincia a diventare comunque veramente comunque pesante affrontare le difficoltà delle famiglie ogni giorno, perché noi sì vorremmo aiutare le persone in difficoltà, in particolar modo parliamo di sociale, parliamo di persone che hanno patologie, parliamo di persone con una difficoltà economica, e problemi comunque anche a livello assistenziale. Noi non abbiamo oggi gli strumenti per aiutare in maniera adeguata i nostri cittadini, perché lo facciamo a livello personale, però avremmo bisogno anche di mettere anche delle risorse economiche sul piatto. Io ho delle situazioni qui che non riesco a far fronte perché le risorse non sono sufficienti, ma in queste condizioni non sono solamente io. Lei aveva detto prima, l'Europa, alzando chiaramente il tasso di inflazione e interesse alle famiglie, gente che ha un mutuo che paga di più, poi la corsa pazza che affitti sta devastando il tessuto sociale. Adesso siamo in prossimità delle vacanze, l'italiano chiaramente cerca di non perdere a questo, ma quando rientreremo dalle vacanze, ci troveremo come ogni anno da spasso di aumenti in bollette e quant'altro. Il punto è che le nostre buste paga negli ultimi anni non sono affatto cresciute. Questo è un problema molto grave. Io non so se sicuro è il nostro dell'Italia. Credo che bisognerebbe cominciare anche un po' a battere anche i pugni con l'Europa, perché noi siamo stati fortemente penalizzati negli ultimi anni
dalle legiferazioni dell'Europa. Hanno legiferato in maniera per noi e la nostra economia, la nostra agricoltura in maniera devastante. Noi dovremmo essere, questa è la mia opinione personale, dovremmo essere la prima economia, è quella che traina il treno dell'Europa, la prima l'economia, non che siamo diventati quasi a volte il vagone di... Sì, però Presti, lo chiedo anche a Paolo Tonini, in Europa ci siamo stati sempre anche noi con i nostri rappresentanti. Se per una volta qualcuno ci avesse detto cosa firmava, cosa proponeva, perché noi, caro Tonini, dell'Europa e dei nostri rappresentanti che sono strapagati, fior di soldi, non sappiamo mai niente. Eppure siamo noi anche là, perché si passa sempre il cerino l'Europa, ma siamo noi là da anni con i nostri rappresentanti. Cosa firmano? Cosa fanno per portare avanti il paese? I progetti, se sono buoni progetti, non è il sindaco che li deve portare o la giunta o gli addetti, sono loro che devono prendere in mano questi progetti e semplificare questo iter, perché noi vediamo dei progetti che sono stati cancellati, ma dei buonissimi progetti che riguardavano asili, riguardavano proprio delle cose necessarie per il nostro territorio che non sono stati minimamente, ecco, presi in considerazione. Ma cosa fanno? Lei le risulta, sa cosa fanno, come si comportano queste squadre, perché sono squadre, non ce n'è uno, abbiamo la squadra anche noi in Europa, perché passiamo sempre il cerino l'Europa, no, ci siamo anche noi. Prego Paolo Tonini. Allora, indubbiamente c'è un problema di scarsa comunicazione. Diciamo che ecco, uno dei temi è questo, che bisogna che i nostri rappresentanti informino un po' meglio. Le informazioni arrivano molto spesso verso la fine del mandato, quando c'è necessità di arrivare a chiedere insomma il contributo e il voto, no? Però secondo me c'è un problema principale. Qual è il problema? Il problema è come è costituita questa Europa. Cioè, questa Europa non è una cosa unitaria, Mirella, è l'insieme di molti stati, ognuno dei quali lavora per i cavoli propri, no? Proprio detta papale. Cioè, quindi ognuno tutela i propri interessi, c'è la preminenza dei tedeschi e dei francesi che hanno un maggior numero di cose e poi politicamente convergono. Adesso spero che qualche cosa cambi anche alla luce delle elezioni francesi, perché insomma dovrebbe essere, ecco, l'orientamento mi sembra si stia spostando leggermente verso, è finito insomma quel periodo dove gli altri erano dei cannibali o qualche cosa di simile, no? Quindi secondo me è proprio questione, è lì che si deve operare, cioè l'Europa per essere tale deve essere paritaria, bisognerà puntare, non sarà semplice, ci vorranno forse qualche decennio, ad avere le stesse tasse, gli stessi stipendi, allora lì si va a fare uno Stato, una realtà vera. Finché così, secondo me la vedo uno scannatoio, diciamo, il Parlamento di Bruxelles, o di francese, dov'è? Vabbè, Macron? No, dove era la sede del Parlamento in Francia? Bruxelles? No, l'altro. Ah, d'altra parte, sì, perché abbiamo varie sedi, non ne abbiamo solo una. Allora, però, Tonini, è vero anche questo, perché basta leggere e sentire che ognuno va dalla propria parte, ognuno fa le proprie regole, ognuno ha le proprie leggi, cioè non è proprio un'Europa quella che vorremmo. Però se non ci fosse stata questa Europa, i fondi del PNRR che sono arrivati e che hanno permesso anche a noi di respirare, perché non avevamo neanche gli occhi da pianza, questa è la verità, è inutile che ce la giriamo, se non arrivava Kiskei là, tanto è vero che abbiamo fatto noi i salti mortali, i tripli salti mortali per riuscire ad arrivare con progetti ad avere questi fondi. Perché alla fine servono quelli, cioè i skei, inutile che si aggiremo, se te vuoi fare robe, se non te gai skei, se inutile che te sei tanto bravo, ma se non te gai skei da farli, quanto importante è, ecco, anche a livello locale far capire che voi avete bisogno di essere supportati, perché le esigenze stanno crescendo, abbiamo i ponti, le scuole, abbiamo le strutture, non è questa, cioè qua si parla di tutto fuori di quello che abbiamo bisogno, ma si può continuare così? Paolo Tonini, poi sentiamo anche Presti. Allora, purtroppo non ho l'impressione che si vada in questa direzione, Mirella, anzi noi almeno leggiamo, adesso verificheremo con i bilanci o con i riversamenti dello Stato cosa arriverà nei comuni, ma la sensazione è che
che abbiamo è che ci siano dei tagli più che delle nuove risorse. A noi sindaci o amministratori locali c'è data la possibilità di tassare ulteriormente i nostri cittadini per far fronte a delle esigenze così, e questa non è la strada maestra più bella. Speriamo davvero che ci sia un cambiamento, perché davvero di risorse ce n'è bisogno, tante risorse, perché i problemi del territorio sono tanti. Accennavi al PNRR, il PNRR effettivamente, tanto puntualizziamo che non sono tutti soldi regalati, c'è una parte che dovremo restituire. Intanto abbiamo fatte robe. Faremo le robe, non è che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato, anche con le scuole una cosa non da poco. Faremo delle robe, vabbè, qualcosa comunque è stato fatto ed è positivo, insomma, su questo bisogna assolutamente essere concordi. Sicurezza soprattutto. Ecco, brava. Sicurezza e anche strutture che hanno necessità di interventi, sia alla luce dei consumi e di tante altre necessità. Visto le opere vetuste che abbiamo, che abbiamo paura anche di passarci sopra, che non crolla tutto, cioè qualcosa bisognerà pure accelerare. Presti, ecco, lei si parlava prima appunto di sicurezza anche con Paolo Tonin, lei è stato anche carabiniere, ecco la sicurezza che vuole il cittadino, questa sicurezza, il cittadino che ha paura di uscire, per pochi, perché io lo dico tutte le mattine, poche persone che delinquono, che non ci tutelano perché le leggi non vengono applicate o vengono applicate nella maniera che non è consona, soprattutto queste forze dell'ordine che sono con le spalle al muro perché li prendono e dopo 10 minuti sono già che girano belli e tranquilli. Cos'è la sicurezza per un sindaco e per i suoi cittadini? Prego, Presti. Beh, ancora oggi è fondamentale nella vita giorni per la quotidianità, che non riguarda il sindaco ma riguarda in generale comunque il paese, no? La nazione. Noi oggi abbiamo visto che c'è un impoverimento sociale perché la gente sa che il delinquente, scusate, ahimè oggi è il coltello dalla parte del manico, cioè vediamo che rimangono impuniti sì e no che fanno qualche giorno di galera forse e sono fuori il giorno dopo. Vediamo davanti alle riforme oggi non c'è più quel rispetto che c'era una volta della rappresentante dello Stato, della divisa, cioè oggi non c'è più remore, i ragazzini non hanno più nessun tipo di rispetto né per i rappresentanti dello Stato, no? Né per i cittadini, né per nessuno, cioè c'è proprio un decadimento veramente mostruoso, cioè una cosa veramente comunque che secondo me non ci fa onore come paese, ma non dipende da noi, bisogna riportare il pallino al centro, no? Perché in questo modo qua le cose non possono funzionare, dobbiamo far sì che le leggi vengano fatte all'interno delle sedi istituzionali che sono il Parlamento e poi a caduta vanno comunque applicate. Mentre invece secondo me c'è un ribaltamento della situazione, ci sono delle sentenze che vediamo, oggi uno per stare in carcere non so quante persone debba uccidere, in carcere non sta più nessuno, magari ci sta il povero disgraziato che ha fatto un reato magari minore che potrebbe scontare o ai domiciliari oppure con le pene alternative, l'affidamento e quant'altro, e invece vediamo che le cose sono... Io abolirei i domiciliari se potessi, farei lavorare queste persone che ne abbiamo veramente bisogno, altro che domiciliari sul divano con tutti i cofre. Abbiamo Luigi da Verona, poi continuiamo. Ciao Luigi! Ciao Mirella, buongiorno. Sarebbero tante cose da dire, comunque il PNRR è tutto un debito, è 3/4 un debito diretto che pagheranno i nostri figli e 1/4 che un debito comune europeo che pagheranno sempre i nostri figli. Quindi è un debito, non sono regali. Per quanto riguarda quelli che vanno in Europa, non sanno nemmeno parlare l'inglese, con cosa è che comunico, cosa volete che fanno lì? Fanno i drammatici come faceva il napolitano con i viaggi eccetera che poi l'hanno beccato. Questo fanno. Questi sono purtroppo gli stipendi nostri. Lei diceva di avere tutti gli stipendi uguali, esatto, noi se vogliamo dare un boom qui dobbiamo avere gli stipendi dei polacchi, 400 euro al mese, e allora tutte le fabbriche torneranno qui a produrre.
perché il costo del lavoro è più basso. Questo è il nostro problema. Il costo del lavoro è troppo alto e non sono le strade e controstrade che faranno crescere il PIL. Non è vero niente. Noi avevamo il boom qui negli anni 80 e 90 perché non avevamo la Pedemontana, la 28 e tutte le stradelle che ci sono adesso. Non sono quella mezz'ora in più del camion che passa da un'azienda all'altra che fa crescere il PIL. Invece cerchiamo di utilizzare meglio i soldi, perché anche nell'agricoltura non si può vivere sempre di sovvenzioni, bisogna produrre e essere gestirsi e mantenersi in piedi. Qui paghiamo in Italia troppa gente a stare sul divano, troppe pensioni facili. Il problema della sanità è che stiamo diventando troppi vecchi, non abbiamo le risorse per mantenere gente fino a 100 anni, sia come stipendi, sia come pensioni che come sanità. Sapete quanti sono la scheda adesso sanitaria ci farà vedere quanti sono gli eccessi e quante risorse ognuno di noi consumerà. Questo è il problema. Stiamo spendendo oltre le nostre possibilità, questo è il quanto. E abbiamo gli stipendi sempre più alti e quindi le aziende che mantengono in piedi la nostra economia, che sono quelle private, se ne andranno via, addirittura delocalizzano in America perché il costo del lavoro è più basso negli Stati Uniti che in Italia. È tutto dire. Grazie, scusate. Grazie a te Luigi, abbiamo sentito le riflessioni di Luigi, allora partiamo con Paolo Tonini. Stavamo parlando di sicurezza prima, diciamo, io non concordo molto con quello che diceva Luigi, giusto perché cioè, diciamo, le infrastrutture servono, non è vero che la mezz'ora in più in camion non sia un costo, cioè è un costo anche ben elevato. Io ho notizie per esempio di aziende, ma credo una sia anche di qualche giorno fa, che dovevano venire in Veneto e hanno scelto altre strade, per esempio una in Piemonte, ma io so bene, c'era un'azienda molto grossa che portava 7-8 mila dipendenti, una logistica per la distribuzione in Italia di una casa farmaceutica tedesca molto importante, aveva pensato a Padova come sito, ha diversificato verso Bologna perché è molto più facile raggiungere dalla Germania a Bologna che non venire a Padova, quindi tanto per dire le opportunità del territorio. Ritorno al tema della sicurezza, di quello che possiamo fare noi amministratori, diciamo, ecco. Un comune può fare relativamente poco, perché cioè, di che cos'è che si avvale un comune per garantire la sicurezza ai propri cittadini? Delle forze così locali, della polizia locale, quindi che poi fanno degli orari come quelli dei dipendenti normali, diciamo, più di tanto, insomma, fanno le 36 ore la sera non ci sono, non possono neanche più essere fatti progetti perché siamo limitati per controlli serali o notturni, e quindi è un problema abbastanza evidente. Quindi oltre a quello, cosa può fare un comune? Adoperare i vigili per controllare un po' il territorio. Sì, magari due vigili su un paese, uno noi ne abbiamo 3 fortunatamente, va bene, abbiamo 3, ma insomma va bene, un comune di 6.000 abitanti le telecamere, cioè effettivamente su questo abbiamo, esatto, ci siamo avvantaggiati di contributi anche che sono arrivati anche proprio grazie al PNR, ai fondi. Ecco, quindi abbiamo messo molte telecamere, quindi è questo qua. Poi il problema generale è anche un problema di educazione, il problema della delinquenza giovanile che oggi è evidente, no? Deriva anche dalla mancata presenza delle famiglie, cioè quando i bambini di 13-14 anni non hanno più i genitori che li seguono perché c'è il papà e la mamma sono al lavoro, perché come dicevi te prima Mirella, per sostenersi bisogna lavorare in due e molto spesso non ci se la fa, perché insomma e quindi cioè, voglio dire, è anche una mancanza di formazione, questi ragazzi sono un po' abbandonati. Se avessi fatto prevenzione, Paolo Tonin, su quello che doveva essere investimento alla famiglia con delle strutture dove mettere questi ragazzini invece che girano tutto il giorno a spasso, Mirella, e magari non hanno neanche i soldi per andare in vacanza, e a luglio-agosto si chiudono anche i centri estivi, agosto è tutto chiuso e non sono tutti in vacanza, forse qualcosa avremmo fatto. Invece si parla solo di cemento e non di aiuti alle famiglie. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ma il problema, adesso che so io, sono stati raccolti 209 miliardi
e 83 miliardi erano a fondo perduto, cioè che l'Europa ci dava a noi per industrializzarci, per rendere un posto migliore. Il problema che c'è adesso è che aumenteranno sicuramente le tasse, perché cos'è che hanno fatto? Hanno liberalizzato i contratti, cioè nel senso, se prima c'era una quota molto più bassa dove potevi dare un lavoro senza la gara appalto, adesso l'hanno portata a 5 milioni di euro. Allora cosa succede? Che un imprenditore può prendere una matita e metterla a 5.000 euro e non puoi dirgli niente. Io la matita la vendo a 5.000 euro perché avendo liberalizzato i prezzi così per gli imprenditori, cioè avendo alzato fino a 5 milioni senza gara d'appalto, ripeto, fino a 5 milioni senza gara d'appalto, fanno i prezzi che vogliono. È ovvio che i soldi del PNRR finiscono subito, figurati quella gente lì. Buona giornata signori. Allora abbiamo sentito anche le riflessioni di Claudio da Marano Vicentino che poi risponderemo, però adesso andiamo a vedere questo servizio, visto che parliamo di autonomia, ma andiamo a vederlo con Filiberto di Savoia. Altro caos. Filiberto di Savoia per l'autonomia. Io non la vedo la contestazione, anzi io sono sempre felice perché voglio trovare il momento di poter parlare con queste persone e capire perché devono discriminare una persona che è nata nel 72, che ha un cognome sì importante, ma che viene qua per rendere omaggio. E il principe Filiberto di Savoia ha reso omaggio agli oltre 3.000 caduti che riposano nel sacrario di Nervesa della Battaglia e poi ha presenziato all'inaugurazione del monumento dedicato al milite ignoto che richiama l'altare della patria a Roma. Ed è proprio questo legame che ha reso ancora più importante la presenza di uno degli eredi di Casa Savoia a Nervesa. C'è sempre stato un grandissimo legame tra Casa Savoia, i militari e il milite ignoto. È Vittorio Emanuele III che ha voluto che quello che oggi chiamiamo l'altare della patria, ma che era il monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, fosse lì il luogo dove fosse sepolto il milite ignoto. E non dimentichiamo anche che durante la Prima Guerra Mondiale il re Vittorio Emanuele III, sui 3 anni e mezzo di guerra, 3 ne ha fatti in trincea con i militari, ed è per questo che lo chiamavamo il re soldato. Una cerimonia che ha visto la presenza di oltre un centinaio di persone e la rappresentanza con sindaci ed assessori di diversi comuni del Montello del Piave. Presenti anche le associazioni d'Arma, oltre alla Guardia Reale del Pantheon che ha organizzato l'evento, all'interno di una serie di incontri che Filiberto di Savoia ha avuto nei giorni scorsi. Non a caso il principe ha rilanciato la polemica sulla sua presenza, invitando i critici ad un confronto. Dunque, io li ringrazio. Ecco, e li saluto e spero vederli la prossima volta quando verrò a dare i defibrillatori che grazie agli ordini dinastici abbiamo potuto comprare ieri e che metteremo nelle piazze qua. Infine ha risposto così alla domanda sull'autonomia del Veneto vista dalla dinastia che ha unito l'Italia. Non voglio pronunciarmi su queste cose. Per me l'Italia è una indivisibile e questo è e rimarrà. Abbiamo Francesco da Padova, poi andiamo da Domenico Presti. Vai Francesco. Buongiorno signora, grazie della possibilità di intervenire. Un saluto ai suoi ospiti. Allora, mi sente signora, sì? Io prima ho sentito parlare del PNRR come il toccasana che risolve o che dovrebbe risolvere i problemi. L'ascoltatore prima di me ha risposto già dicendo che buona parte di quel PNRR bisogna restituirlo perché sono debiti che sono caricati su noi e sui nostri figli. Noi nessuno parla più e ahimè non parla più neanche la Lega, ma quando intendo dire Lega intendo la Lega Nord, quella era la Lega del territorio. Allora c'è un libro di Luigi Ricolfi che non è certamente un indipendentista padano, ma è un sociologo torinese che parlava del sacco del Nord, dove esprimeva, esplicava, spiegava
la situazione dei disavanzi del residuo fiscale, che ricordo a me stesso nel Veneto degli anni più tristi era comunque sui 13, 14, 15 miliardi all'anno. Cioè noi regaliamo a Roma ogni 10 anni un PNRR. Mi ricordo che una volta un politico importante della Lega a Venezia disse che con quei soldi potremmo fare i guardrail di oro. Quindi, detto tutto questo, basta andare in Sud Tirol per vedere che loro si tengono i loro soldi, perché non è che li regalano qualcosa, si tengono i loro soldi. Allora noi veneti dovremmo imparare dal Sud Tirol, chiamato volgarmente Alto Adige, e cominciare a percorrere la via pan-veneta e abbandonare le bandiere tricolori. La ringrazio e ascolto i suoi ospiti. Buongiorno e Veneto libero. Allora, siccome hai tirato in ballo la Lega, qui c'è la Lega Veneta, perché è più Lega Veneta di Paolo Tonì, e poi sentiamo anche Domenico Presti. Prego. Allora, tanto ciao a Francesco, che ho il piacere di conoscere, un vecchio militante della Lega Nord. Niente, cioè, giustamente anche lui ribadisce che il PNRR è un qualche cosa che dovremmo pagare. Cioè che siano gratuiti, diciamo, quella parte, o che siano da restituire, cioè è sempre debito europeo a questo punto, che qualcuno dovrà pur pagare, quindi le nuove generazioni. Lui parlava appunto dei residui fiscali, e io non posso che concordare con lui. È chiaro che però noi viviamo in un contesto, in uno Stato che alla fine ci governa, si chiama Italia, e quindi con questo dobbiamo condividere i percorsi. Magari si riuscisse ad arrivare al vero federalismo, quello con cui io e Francesco ci siamo iscritti a questo partito all'epoca, e abbiamo sempre cercato di perorare questa causa. Io però dico questo, cioè noi abbiamo fatto un passo avanti. Questo passo avanti è questa approvazione della legge per l'autonomia, che è stata finalmente incardinata al Parlamento ed è stata approvata. Per cui è poca roba, lo so, è poca roba rispetto a quelle aspettative che noi avevamo, però io dico anche questo: meglio un piccolo passo avanti oggi, ottenere un qualche cosa da amministrare noi, che siamo più bravi dello Stato centrale italiano ad amministrare. Adesso è riconosciuto, credo universalmente, le capacità degli amministratori del Nord superiori agli altri, cioè su questo credo ci sia poca discussione. E quindi è un passo avanti verso un obiettivo che sarà lungo da raggiungere, ma che probabilmente con il tempo, caro Francesco, riusciremo ad ottenere. Dobbiamo lavorare in questa direzione. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi sentiamo anche Presti. Vai Vladimiro. Vado a scheggia, se me lasci dire tutto quanto, vado a scheggia. Prima cosa, allora, tra la Francia e l'Inghilterra, tra Parigi e Londra, che c'è il tunnel ferroviario che funziona da anni. Una persona all'interno di Parigi scende a Londra. Nessuno sa mai lamentare che ha creato problemi di ambiente. Tra la Danimarca e la Svezia, che c'è un ponte di alcuni chilometri che unisce la Danimarca a Copenaghen alla Svezia. Adesso è notizia di pochi giorni che verrà fatto, e sarà ultimato nel 2029, tra la Germania e la Danimarca un tunnel ferroviario per sveltire i collegamenti verso la Svezia e via parlando. Mi veramente so incassare come la bestia di dover vivere in un paese nel quale, mentre in tutti gli altri paesi, per sveltire, per facilitare i movimenti delle persone, anche come dite, uno va via in treno, non fa fumo, no, qua in Italia basta i traghetti. Cioè, noi altri col ponte del Messina siamo preoccupati di far sì che i siciliani possano andare avanti ancora degli anni e dire: arrivai ora con ferryboat, ma porca della miseria, ma è possibile che un'opera che fa Roma, non che fa Regione Veneta, non spendiamo schiavi ai Veneti, ma fa il governo di Roma, ma è possibile andare contro? Cioè, mi posso capire uno che dice crea problemi all'ambiente, per carità. Allora è un discorso che si può anche accettare e ascoltare, ma dire di no perché lo fa il governo Meloni o perché lo fa il partito della Lega o perché, e questo è all'interno della Lega, lo fa Salvini, per me è una gran cazzata. Secondo, il discorso di Francesco, per me è come dire un po' sbagliato, perché
o se è secessionisti, punto e basta, o se è federalisti. Quello che c'è adesso, che il Presidente Zaia inizia a fare richieste, è oggettivamente parlando il massimo che si può ottenere in Italia. Di più di questo non si può avere, però se è gestito bene non è poco, perché c'è tante materie e all'interno delle materie tante funzioni che sono molto importanti. Per esempio la gestione di alcune funzioni del commercio estero o di gestire direttamente i rapporti tra la Regione Veneto e Bruxelles o Strasburgo, dove è il Parlamento, che prima si dimenticava il tuo ospite, no? È importantissimo perché dà soldi e possibilità di lavoro molto grandi alle nostre industrie. Cioè, mi sono stupito che il sindacato Veneto del CGIL, invece di fare come che fa i sindacati fratelli in Germania, chi si butta a gestire i poteri che ha il land sul lavoro, no? I doveri anche qua buttarsi, sgomitare per essere i primi a poter gestire questo nuovo potere per creare nuovi mercati e sbocchi commerciali all'industria veneta, no? Che crea ricchezza e posti di lavoro, e va a fare raccolta delle firme per fare il referendum abrogativo. Cioè, ecco, voglio dire, in Italia quello che si arriva adesso è il massimo che si può essere, ma va anche bene se viene gestito bene. Però rompe i bai che le stesse persone che dice no al ponte del Messina, che i siciliani così vivrà per l'eternità con il ferryboat, e ti dice anche no all'autonomia, perché? Non perché è sbagliato, ma perché lo fa il governo Meloni, perché lo fa la Lega, perché lo fa Salvini. Cioè, sto modo di fare politica, di dire no anche a cose giuste solo perché lo fa l'avversario, veramente, scusami termine, scassa i marroni. Cioè, bisogneria finirla. Cioè, se una persona ha una proposta buona, positiva e diversa, che la fa perché è una proposta buona, positiva e diversa, ma non dire no sempre e comunque se la proposta la fa l'avversario politico. Questa è una roba negativa, a me veramente sono stanco, ma per dire che divento secessionista, cioè tu per non dover subire questo modo romano di fare politica, che è negativo e ne porta, quello sì che ne porta a povertà di tutti. Molto chiaro Vladimiro, con le tue riflessioni hai parlato tranquillamente. Sentiamo allora come commenta Domenico Presti sia quello che ha detto Francesco che Vladimiro, ma anche di Paolo Tonin. Prego Presti. Beh, io partirei da Vladimiro, credo che abbia messo in piaga. Questo accade non solo anche nel locale, quando si sente male Presti, sì. Ecco, dovrebbe forse allontanarsi un po', avvicinarsi. Riprovi. Come sentite? Sì. Un po' meglio. Si sente bene? Sì, adesso sì. Perfetto. Allora, dicevo, fatto da Vladimiro, ne condivido l'analisi, ossia, quando si fa un provvedimento, sia a livello locale che nazionale in questo Paese, credo che questo sia uno dei motivi che poi crea la disaffezione al voto del cittadino. Se uno che è di opposizione ha una buona idea, perché buttarla nel water? E se uno che è in maggioranza ha un'idea buona e ha un progetto buono, perché l'opposizione ogni volta forse per il partito preso, perché bisogna definirla così, la battuta, devono ogni volta comunque mettersi attraverso. Oggi abbiamo iniziato un percorso con l'autonomia che sarà lungo sicuramente, ma che dovrà portare un po' come la Svizzera, come la Germania, non sono i paesi confederati a livello nazionale, che funziona meglio l'economia, funziona meglio la politica, sarà un percorso lungo, ma da qualche parte dobbiamo pur iniziare. Abbiamo visto che così non funziona. Ha ragione Vladimiro quando dice se un'opera che fa crescere la nazione non può essere ogni volta che c'è qualcosa, arriva un uno deve dire la sua e chi ferma dei procedimenti ferma il mondo. Cioè, solo in Italia accadono queste cose assurde, paradossali, perché la politica non fa gli interessi del cittadino, non fa gli interessi della nazione, ma fa gli interessi di potere propri, perché punta, mira e ambisce ad andare al potere, a mirare a far crescere il paese. Riguardo invece la questione degli appalti, devo dire che noi stiamo facendo un appalto molto importante per il nostro paese con la stazione unica appaltante che di sicuro Paolo Tonini conosce, è ottima, del campo Salcherese,
base per gli inviti e ci sono delle società, delle aziende che hanno dei requisiti, delle caratteristiche particolari che possono ambire e partecipare a bandi di questo tipo, quindi sono inviti, come è una gara di effetti, perché avviene con scusa. Soprattutto una cosa importante, io sapete sono siciliano, quindi non voglio parlare male dei meridionali, abbiamo avuto un'esperienza precedentemente con un'azienda comunque del Mezzogiorno e abbiamo avuto una spesa devastante che ha abbandonato i lavori e siamo andati per mani di avvocati. Quindi anche a livello locale, secondo me è comunque importante, un po' perché comunque c'è la manodopera, io non posso arriva dalla Sicilia e mi prende la manodopera, poi tu mi prendi la manodopera che non ce l'ha, perché è un costo in più portare gli operai e i materiali da giù rispetto comunque a quello che magari sono ancora nella zona. Quindi credo che questo abbiamo forse fatto un passo in avanti. Poi diciamo una cosa, che il PNRR, io questi soldi qua, penso che ognuno possa dirlo, io questi soldi non li ho visti. Abbiamo fatto una richiesta con i fondi PNRR recentemente per un progetto per fare un asilo nido e mi è stato cassato, perché prima ci hanno messo, avremmo potuto beneficiare di 567 euro di contributo. Quando abbiamo messo il progetto siamo stati esclusi. Quindi credo che da qualche parte sia una falla del sistema che non funziona. Allora, se questi soldi li vogliamo veramente spendere, visto che il debito ormai lo abbiamo fatto, mettiamolo laddove ce n'è bisogno, laddove si possa sviluppare il beneficio, perché noi abbiamo bisogno, se vogliamo un welfare in questo paese, dobbiamo svecchiare la società e non possiamo sperare di portare le braccia solo comunque dai paesi africani, ma dovremmo anche fare in modo che i nostri figli facciano dei figli, ci facciano diventare nonni e facciano questo paese, che è uno dei paesi, ma è diventato comunque grazie comunque alle persone che sono comunque lì a fare. Prima si facevano figli e si usciva con questo mani, adesso un figlio purtroppo si riesce più, un po' lo stile di vita che abbiamo, un po' c'è anche da dire, mi riallaccio anche a quello che diceva prima Paolo Tonini, cioè io vivo l'esperienza, lei sa benissimo Mirella che ho fatto dei mandati di presidenza, io ho portato per anni e ho riportato nuovamente le forze dell'ordine all'interno delle classi delle scuole medie, perché voglio che i miei ragazzi abbiano informazioni di prima mano dagli uomini in uniforme, perché diamo una educazione civica rafforzata, spieghiamo ai ragazzi il concetto di imputabilità e spieghiamo comunque anche il senso del rispetto. Potete dire ragazzi che la parola rispetto racchiude tutto ciò che riguarda. Abbiamo Dino da Caule, se non mi cade la linea, vai Dino. Pronto, buongiorno signora, mi sono Dino. Senta, 10 minuti fa ho visto sul canale 9 che su un paese qua di Treviso gli ha invitato il Savoia per una cerimonia. Mi faccio una domanda, dato l'età che mi ho, come mai invitare un Savoia che nel 43, quando è successo il 48, suo nonno Vittorio Emanuele III e si è imbarcato sul piroscafo, come non mi ricordo, Baionetta, a pescare e scampare a Siracusa, assando l'Italia in mano a tutto quel che è successo. E sto Savoia viene qua anche a fare dei diritti, ma che va a casa che si vergogna, suo nonno si scampà, e quando finiva la guerra gli dà 460 milioni quando che è andata a Re Farouk in Egitto e l'Italia era in ginocchio. Ma cosa fai vedere, signora? Ma dove siamo arrivati? E dopo mi scusa un'ultima domanda. Cosa vuol dire, signora, sveglia Veneti? Mi spiega per favore, non so buon capirlo. Svegliai? È chiaro? Svegliarsi vuol dire svegliarsi, non sveglia questa. Svegliarsi, sveglia. Perché giustamente, come ha detto Dino, ecco, se forse Dino rimanevi con noi, te vedevi anche a Filiberto del Savoia e ti dava anche la risposta su quello che ti ha domandato. Però il problema grande, Domenico Presti, lei poi è siciliano, lo sa benissimo, il problema è che l'Italia è unica, nel senso è il più bel paese del mondo, però è il paese che ha anche 4 mafie. No, perché bisogna anche parlarne di queste robe qua. E abbiamo visto cosa vuol dire appalti, l'abbiamo visto da nord a sud, da est a ovest o subappalti.
Abbiamo anche visto e vediamo in questi giorni la fragilità di questo territorio. È facile parlare di altri stati, ma non hanno la fragilità che ha il nostro territorio. E se per anni il ponte di Messina non è stato fatto perché era a Democrazia Cristiana, al Partito Socialista, a Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Non è stato fatto perché c'è un problema di sicurezza, perché grandi esperti in tutti questi anni hanno detto che c'è un enorme problema di sicurezza, perché è una posizione terribile. Se adesso qualcuno ci spiega e si prende la responsabilità di quello che verrà fatto e che non ci sarà il minimo problema di sicurezza, allora noi saremo anche felici. Ma perché e finché vivremo con persone che guardano solo alla politica e non alla sicurezza, e noi abbiamo diritto di sapere cos'è la sicurezza per la politica in Italia dopo questo che abbiamo visto, perché non si è investito sulla sicurezza di questo paese, mettere in sicurezza i ponti, gli argini, i fiumi, questa è la verità. Ma allora continuiamo a parlare di cosa? Stanno portando via il paese. L'acqua quando arriva, se non è stato messo in sicurezza, porta via tutto. Paolo Tonisi, è inutile che ci aggiremo, bisognava investire su questo paese fragilissimo, ma non puoi affrontare la fragilità che ha l'Italia con altri paesi che se neanche ti sbusi in lungo e in largo non viene su niente. Qua se Dio viene su tutto. Questa è la verità e nessuno ha messo in sicurezza questi siti. Cambia i governi, cambia gli amministratori, cambia tutto e noi altri paghiamo le conseguenze. Perché chi è che paga le conseguenze? Il cittadino, Paolo. È il cittadino che non ne può più, perché hanno costruito dove non si doveva costruire, hanno fatto i piani regolatori in balia della sicurezza. Questa è la verità. Per sempre il mero denaro, poltrone, appalti, amici dei amici, guarda cosa che case nuove che viene su. Ma non basta che abbiamo fatto le taverne sotto, no, perché invece di andare per su come che facevi invece una volta qui Granai, noi altri siamo andati sotto, quelle taverne, via tutto. Prego Paolo Tonin. Allora, la Mirella oggi è un fiume in piena. Fiume in piena. E ci parliamo dei fiumi. Esatto. Vabbè, certo che errori nel passato sono stati fatti e tanti. Cioè, voglio dire, il nostro territorio è un territorio debole. Questo è riconosciuto. Bisogna anche dire che alcune opere, per esempio in Veneto, si è cominciato a farle, i vaschi di laminazione in giro sono state fatte, cioè infatti abbiamo avuto meno conseguenze rispetto agli altri episodi. Certo che comunque su questa roba qua bisogna farlo. Mi fermo un attimo che volevo fare i complimenti a Vladimiro di prima, perché ha espresso esattamente quello che è il mio pensiero. Quindi complimenti a Vladimiro di Rovigo. Ritornando a noi, sicuramente indietro non si può tornare, Mirella, bisogna guardare avanti e guardare avanti bisogna programmare le necessità e controllare. Allora, per quanto riguarda, prima il sindaco Presti accennava, cioè un sistema di snellimento della burocrazia, cioè il fatto di aver eliminato le gare d'appalto di un certo livello che effettivamente ritardavano costantemente le opere. Perché questa è la realtà dei fatti, cioè si era con questa burocrazia cioè, finalmente questo provvedimento, secondo me, certo che bisogna vigilare, però ci sono delle strutture che sono in grado di farlo. Cioè lui prima si riferiva alla federazione che conosco davvero molto, molto bene personalmente, anche noi ci avvaliamo costantemente, ci sentiamo garantiti. Cioè io ti dico, nel mio territorio le opere che facciamo mi sento garantito Dobbiamo chiudere, Presti, come ci saluta, cosa vuole aggiungere? Voglio aggiungere una cosa sull'ambiente, Mirella. Ieri ho letto il giornale che è stato fatto un regalo, una macchetta ai cavatori, perché hanno modificato il track ed è una cosa secondo me assurda e paradossale, visto quello che è accaduto anche quest'anno con le continue alluvioni. Sarebbe opportuno che i letti dei fiumi fossero messi in sicurezza e ci sono
tonnellate e tonnellate e tonnellate di ghiaia da poter estrarre, da poter mettere in sicurezza questi alvei dei fiumi, per far sì che non ci sia ogni anno la paura di finire affogati o in mezzo al fango. E soprattutto un'altra cosa, comunque, io credo che qualcuno debba comunque farsi una domanda: come mai continuiamo a fare buchi quando in realtà vediamo che i fiumi comunque che abbiamo, sia il Brenta che il Piave, potrebbero offrire moltissimo? Forse perché lì si controlla la quantità di ghiaia che si estrae, Mirella? C'è questo comunque da pensare? Cioè, questa è una cosa che non voglio capire. Abbiamo la difesa del territorio. Un'altra cosa, qualche anno fa l'assessore all'agricoltura, che bisogna pensare anche ai periodi di magra quando non piove, bisogna fare degli invasi per la siccità e bisogna creare le opportunità perché l'acqua possa diffondere sicurezza quando arriva in copiosa abbondanza, estendere dei quadrini per mettere la fragilità del territorio, perché manca la sicurezza. Abbiamo i fossili spariti, tutti i fossili nelle campagne, i nostri contadini li hanno arati. Se non cambiano una legge regionale e fanno sì che torniamo indietro per fare un passo in avanti, qui non andiamo da nessuna parte. Siamo alla fine della legislatura, hanno pensato bene di fare comunque una modifica a placche. C'è qualcosa che comunque che non mi quadra, mi dispiace dirlo. Parlando invece comunque chiudo con la questione delle mafie, non abbiamo solo 4 mafie. Oggi abbiamo importato la mafia anche da moltissimi paesi europei ed extraeuropei. Abbiamo una buona forza di polizia che contrasta, avrebbe bisogno che la magistratura gli desse molto più fiducia e lo Stato in questo ne è responsabile. Mi auguro che Nordio faccia la riforma della giustizia quanto prima, ovviamente, e la cosa importante comunque è che il cittadino oggi non è garantito sulla sua sicurezza. E non abbiamo ancora la certezza della pena, cosa che ci interessa tantissimo e che vorremmo avere. Grazie a Domenico Pressi, sindaco di Arcade, terzo mandato Fratelli d'Italia. Grazie anche a Paolo Tonin, vice sindaco di Campo San Martino Lega, di essere stati con noi. Grazie, vedremo cosa succederà. Pubblicità. Vi presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza l'avvocato Stefano Artuso, avvocato tributarista, perché parleremo di tasse ma anche di autonomia, sperando di capirci qualcosa. E saluto anche la dottoressa Antonella Baiocchi, psicoterapeuta, che voi conoscete, esperta in criminologia e anche scrittrice. Grazie anche a lei, dottoressa, di essere qui con noi. Allora, avvocato Artuso, siccome sembra che per qualcuno sia stato fatto veramente un passo avanti per quanto riguarda l'autonomia e i benefici che porterà, per qualcun altro invece qualcuno dice abbiamo fatto un passetto ma nulla più, il bello deve ancora arrivare e se arriverà. Cosa spiega? Perché io sono convinta che a casa molti non hanno ancora capito niente. È arrivata o non è arrivata? Deleghe arriveranno con l'EP o senza l'EP? Cosa sono questi LEP? Perché nessuno spiega niente. Gli addetti ai lavori lo sanno, ma spero che questa mattina, grazie all'avvocato Artuso, riusciamo a capire qualcosa e poi parleremo di tasse. Prego, avvocato. Buongiorno Mirella, grazie per l'invito. Allora, è un passo in avanti, è stato fatto, la risposta è sì. L'autonomia è arrivata, la risposta è non ancora. È stato sbloccato un passaggio fondamentale per poter poi attivare i negoziati tra lo Stato e le regioni per la concessione delle ulteriori materie. Allora diciamo che questo è un percorso che comincia dal 2001 con la riforma della Costituzione, quando sostanzialmente si è detto lo Stato legifera su alcune materie, su altre legiferano le regioni, poi le regioni possono chiedere di legiferare anche su altre, cioè la famosa autonomia è la possibilità da parte delle regioni di disciplinare determinate materie. E quindi, ad esempio, prendiamo il tema della sanità, che è già un tema che è affidato alle regioni, la regione legifera su quella determinata materia e legifererà e avrà un comparto diverso e quindi anche un onere di spesa diverso rispetto alla regione limitrofa piuttosto che alle altre regioni. Poi ci sono delle materie evidentemente che sono cosiddette trasversali, cioè che non possono passare alle regioni, pensiamo al comparto della difesa, perché evidentemente non è pensabile avere 20 diversi eserciti. Cosa è stato fatto? È stato fatto quindi un passo in avanti per iniziare
il passaggio di queste materie e le varie regioni possono richiedere un numero determinato di materie. La Regione Veneto, ad esempio, ha già detto che ne chiederà 13, tra cui ad esempio quella delle professioni piuttosto che degli istituti di credito fondiario. Dalle 26 iniziali. Dalle 26 iniziali. È logicamente un percorso piuttosto lungo, diciamo che è ipotizzabile stimare che ci voglia almeno un paio d'anni, e anche perché qui torniamo al tema dei LEP, cioè dei livelli minimi di assistenza, cioè una sorta di standard che deve essere valido per tutte le regioni, onde evitare che ci sia un trattamento differenziato e che quindi di fatto si crea una spaccatura del paese che da, diciamo, un unico livello nazionale si abbia un livello che va a penalizzare quelle che sono le regioni più in difficoltà o che hanno meno risorse. Collegato strettamente a questo c'è il tema poi del trasferimento delle risorse, perché un'autonomia che passa la competenza legislativa ma che non passa le risorse per farvi fronte, cioè se io dico a te regione do da legiferare su una determinata materia ma le risorse le trattengo io, evidentemente questa è un'autonomia a metà, perché se legifero devo avere anche le risorse finanziarie, e qui si innesta appunto il tema da un lato dei livelli di assistenza, perché qual è la spesa che assumo? Nel primo periodo si assumerà la spesa storica e quindi ciò che la Regione ha speso in passato, o meglio lo Stato ha speso in relazione a quel territorio, e poi si andrà verso i LEP, ma su questo 2 anni non credo basteranno, quindi per vedere approvata definitivamente l'autonomia credo che, se va bene, si arriverà alla fine di questa legislatura. Tutto questo potrebbe però conoscere quantomeno un rallentamento, se non uno stop, qualora venisse previsto e venisse concesso dalla Corte Costituzionale il referendum. Questo lo dico perché il referendum in Italia lo possono richiedere 5 regioni, oppure lo possono richiedere 500.000 cittadini. C'è un tema, e se ne discute in questi giorni, sulla ammissibilità di un referendum in tema di autonomia, perché questo passaggio che è stato fatto alla Camera e in Senato 2 settimane fa è stato fatto collegato alla legge di bilancio. La Costituzione prevede che il referendum non possa riguardare materie di bilancio. La ragione è che evidentemente qualcuno se no si inventerebbe di fare un referendum per l'abolizione di tutte le tasse, ed è chiaro che magari vincerebbe anche il sì, ma creeresti un buco nelle casse dello Stato. Allora il tema è, e su questo evidentemente poi si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale e la Cassazione, che ammettono o respingono il referendum, il tema è se il collegamento alla legge di bilancio determini la possibilità o meno di fare un referendum. Se lo determinasse bisognerebbe appunto andare al referendum, e questo potrebbe rallentare l'iter, ma evidentemente consentirebbe anche ai cittadini di esprimersi su questa riforma, che è una riforma che ha un impatto anche costituzionale. Chi vivrà vedrà, alla fine dico io. Allora, dottoressa Baiocchi, questo seme della violenza, questa mattina ho aperto la trasmissione con Don Matteo Darcier, proprio questo seme di violenza che riguarda le persone, uomini, donne, giovani, anziani, è generato anche proprio da questo stress psicologico che viviamo tutti, oppure anche questa voglia di avere tutto subito, tanti soldi, tante firme, tante cose, e per avere tante cose devo fare qualcosa anche di brutto, ma se questo brutto mi permette di vivere meglio e di avere tutto quello che desidero, vado sopra qualsiasi valore, qualsiasi rispetto della persona. Dalla sua angolazione, dottoressa Baiocchi, cosa sta vedendo? Intanto buongiorno a tutti. Diciamo che le cose che hai detto adesso, Mirella, contribuiscono al malessere dei cittadini e delle persone, ma la violenza di per sé è ha ben chiare radici, almeno ben chiare per un certo gruppo di persone che si occupano di psiche, che la vedono lunga. Il problema della violenza è prevalentemente un problema di funzionare
con mappe mentali che purtroppo sono fallate. Devi sapere che la violenza nasce sempre dove in qualche modo la persona discrimina. Discriminare significa che io considero sbagliato la diversità che trovo davanti del mio interlocutore, la considero sbagliata. Perché? Perché parto da un concetto, dal mio punto di vista, che non considero un punto di vista, ma in qualche modo ho imparato a crederlo verità assoluta. Ovunque le persone credono di essere dalla parte della ragione e ignorano il rispetto della diversità, in qualche modo lì si genera violenza, perché se io sono in ragione e di fronte a me c'è qualcuno che differenzia da questa ragione, per forza maggiore mi sento legittimato a prevedere, a volere, a pretendere che la persona si conformi alla mia verità, oppure in qualche modo la elimino. La violenza parte da un problema di analfabetismo psicologico, lì parte, e purtroppo queste mappe insane nella gestione delle diversità vengono passate continuamente, ancora oggi nel 2024, dagli adulti di riferimento ai minori, che poi diventeranno agli adulti del domani. C'è un analfabetismo dilagante che porta a passare mappe insane. Alcune mappe insane sono non sapere in realtà che ogni diversità ha valore, saperlo solo di superficie, ma nel profondo continuiamo a escludere ciò che è diverso e a considerare giusto, normale ciò che invece è uguale al nostro concetto, e questa è una tossicità terribile, perché le persone ignorano che in realtà 8 miliardi di persone siamo assolutamente tutti diversi, e quindi invece ci continuano a dire che prevalentemente siamo simili, uguali. Non è vero assolutamente nulla. La diversità è fondamentale, fa parte della vita, ma non abbiamo gli strumenti per gestirla, la gestiamo in una maniera tossica. Ognuno, in poche parole, prevarica l'interlocutore diverso. Molto chiara, dottoressa Baiocchi, e la ringrazio come sempre per far capire questa tossicità che abbiamo in queste mappe che tutti noi abbiamo, ma non riusciamo a capire. Anche se abbiamo degli addetti ai lavori molto bravi, forse qualcuno dovrebbe affidarsi di più a questi professionisti e non mettere la polvere sotto il tappeto e vedere che qualcosa non funziona, ma essere aiutati. Ecco, noi facciamo fatica anche in questo, perché ci vergogniamo, perché abbiamo paura, perché meno vo combatta, e invece questo fa molto male poi a tutta la società, perché poi genera questi ragazzini o queste persone che delinquono e che fanno male a tutta la comunità. Però quello che fa anche male, prima sentivo anche le telefonate, è che non si è ancora capito quanto importanti sono stati i fondi del PNRR, quei progetti PNR, per respirare, per far sì che questo paese, che non aveva neppure gli occhi da piangere, possa veramente prendere un po' di respiro. E qualcuno anche prima ha detto: ma dobbiamo restituirli. Certo che dobbiamo restituirli una parte, anche una buona parte consistente, però è come quando vai in banca che chiedi un prestito per fare la cosa, poi un po' alla volta lo paghi, ma intanto sei riuscito a fare la cosa. Perché non si è ancora capito l'importanza di questi fondi del PNRR, questi progetti col PNR, ma soprattutto perché qualcuno non ce l'ha spiegato? Eppure siamo in Europa, abbiamo i nostri rappresentanti, come ho detto prima, anche super pagati, però nessuno sa cosa fanno, nessuno ci dice niente. Poi diciamo: ma l'Europa. Prego, avvocato Artuso. No, io credo che sul tema del PNRR tutti abbiano ben chiaro l'importanza di questo strumento, se non altro perché è passato per 3 governi, perché è passato per il Conte 2, quindi 5 Stelle e Partito Democratico, è passato per il governo Draghi, che vedeva tutti tranne Fratelli d'Italia, ed è passato per il governo Meloni, che vede Fratelli d'Italia. Quindi, al netto di alcune, diciamo, limature che hanno comportato delle negoziazioni su alcuni punti, per il resto il progetto del PNRR è rimasto immutato, ed è rimasto soprattutto immutato sui numeri complessivi, cioè sui 209 miliardi di euro che entrano e sulla quota di più o meno 120 che dovrà essere restituita dal 2027 in avanti. Quindi noi è vero che abbiamo una parte che deve essere restituita, abbiamo una parte però a fondo perduto, e la parte a fondo perduto corrisponde più o meno a 3 leggi finanziarie.
Ora, il tema fondamentale è che i fondi del PNRR li restituisci e li restituisci in maniera abbastanza agevole se con quei fondi sei riuscito a creare un volano di investimenti tale per cui quel prestito, come diceva prima, mi ha generato una capacità di reddito che mi consenta di far fronte a quel prestito. Se io invece li ho spesi 1.000 rivoli improduttivi, io dal gennaio 2027 ho solo un segno meno, non ho una ricchezza generata da quei fondi. Faccio un esempio perché, ad esempio, io provenendo da Padova conosco bene, diciamo, quella realtà. Padova è una delle città che ha ottenuto più fondi del PNRR, parliamo di oltre 500 milioni di euro e questo, una buona parte, è stato destinato alla realizzazione di 2 linee tranviarie che cambieranno il volto della città, faranno sì che la mobilità appunto su ferrovia diventi la mobilità principale. Ecco, questo, secondo le stime, genererà un aumento notevole della crescita del prodotto interno lordo. Perché? Perché a quel punto intanto hai rimesso quei denari in circolo, hai cambiato anche l'aspetto poi di quella che è la città, facendo nuove strade, facendo nuovi interventi e poi hai ottenuto il risultato di lavorare su tutta una serie di comparti, vedi il comparto appunto della riduzione dell'inquinamento piuttosto che del traffico veicolare, eccetera. Noi oggi come piano di attuazione del PNRR siamo un po' indietro. Siamo un po' indietro nel senso che il ritmo è più o meno, la fase di attuazione al 45% di quello che dovrebbe essere, il che significa che nei prossimi 2 anni e mezzo, 2020, la coda del 2024, il 2025 e il 2026, dovremo spendere 102-103 miliardi, capisce che sono delle somme piuttosto importanti. C'è da dire che anche gli altri paesi sono in fase di ritardo e tutto questo è un po' causato dall'aumento di materiali che c'è stato nel 2021 e nella prima parte del 2022, collegato soprattutto a quelle che sono state le crisi internazionali. Quindi noi ne risentiamo molto di più, un po' per la lentezza della macchina burocratica, un po' perché all'interno dell'Unione Europea siamo lo Stato che ha il maggior numero di fondi, sia in termini di prestiti sia in termini di importi a fondo perduto. Quindi da questo punto di vista sarà necessario stringere i tempi, anche perché, lo ricordo, entro il 2026 le opere del PNRR devono essere collaudate. Quindi non è un termine che si può spostare, salvo che la nuova Commissione Europea non si metta d'accordo e dica lo allunghiamo di 6 o 12 mesi, ma probabilmente lo scopriremo, diciamo, quando ormai siamo agli sgoccioli del termine, non certo con 2 anni e mezzo di anticipo, anche perché questo genererebbe l'aspettativa di un'ulteriore Commissione proroga. Europea magari. Ecco, ma non ci sarà, nel senso che questa è quella che porterà alla fine del PNRR. Quindi ad oggi noi dobbiamo considerare il 2026 e il 2026 vuol dire opere collaudate. Per i tempi che noi abbiamo e che abbiamo in mente, vediamo anche quanto ci abbiamo messo a realizzare la Pedemontana, insomma, realizzare opere così complesse in un arco così stretto diventa un'impresa per tutti, tanto più se queste opere devono essere produttive, proprio per quello che dicevamo prima, devono essere opere che si ripagano da solo e che generano ricchezza. Dottoressa Baiocchi, se lei avesse a disposizione dei fondi, dove li impiegherebbe dalla sua angolazione? Perché noi vediamo addirittura questi problemi di malattie mentali. Io ho avuto diversi addetti ai lavori, sono proprio molto preoccupati. Abbiamo bisogno di strutture ma veramente conformi a queste esigenze. C'è un malessere mentale che forse viene sottovalutato e che poi crea veramente un malessere per tutta la comunità. Prego, dottoressa. Sicuramente c'è un malessere psicologico interiore che dilaga, invece di diminuire aumenta sempre di più. E questo malessere è dovuto al fatto, come ho detto prima, che purtroppo ancora oggi nel 2024 siamo affetti da una grande piaga sociale che però è disconosciuta.
ed è il fatto che la gran parte di persone è analfabeta dal punto di vista delle regole, dei valori, delle modalità di funzionamento delle relazioni, che in definitiva significa della modalità di funzionamento del proprio mondo interiore. Noi siamo costituiti di corpo e di mondo interiore, sono due grandi assemblaggi che fanno l'essere umano. Dal punto di vista del corpo siamo alfabetizzati, tutti sanno l'ABC per non esporsi ai pericoli più gravi. Dal punto di vista invece di come funziona il mio mondo interiore c'è analfabetismo psicologico. Questo è una delle piaghe fondamentali. Quando sei analfabeta psicologico vuol dire, tra virgolette, che funzioni con mappe mentali che tu utilizzi per orientarti nella vita, per scegliere cosa dire o non dire, cosa fare o non fare, no? Ognuno di noi ha delle mappe mentali che ha preso nel suo percorso di vita, soprattutto all'interno della famiglia. Queste mappe mentali, in definitiva, sono mappe mentali che portano fuori strada dagli obiettivi di amore, di pace, di rispetto del diverso che tutti noi vogliamo perseguire, ma purtroppo si allontanano dall'essere perseguiti perché queste mappe ci portano fuori strada. Tutti funzionano, la gran parte di persone, anche i vertici che sono preposti a intercettare e prevenire la violenza e a contrastare la violenza, sono affetti da questo analfabetismo. Alcune mappe tossiche che in qualche modo vengono purtroppo ignorate sono le seguenti, che vengono utilizzate, sono le seguenti. Ti dico ad esempio la ricetta di libertà e di reciproco rispetto. Bene? Oggi si considera reciproco rispetto in definitiva il evitare al nostro interlocutore di deluderlo nelle proprie aspettative. Da questa mappa, da questa spiegazione che ti sto dando, che è sicuramente di massima per il pubblico profano, no? Derivano grandi falle anche del sistema, anche della nostra società. Ad esempio deriva la falla di evitare di viziare, di essere molto permissivi con chi in qualche modo viene in Italia. Prima di andare avanti ti dico anche l'altra mappa, no, tossica. Fermo un attimo, dottoressa, perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Maria Elisa da Marostica. Vai Maria Elisa. Ciao Mirella. Ciao. Io ho mia figlia che è stata 3 anni in comunità e lei è riuscita a chiedere aiuto perché non stava bene proprio dopo l'epidemia lì, stava male e si è fatta aiutare dagli assistenti sociali perché c'era una situazione anche in famiglia che non era il massimo. Siccome è una ragazza sensibile, te l'ho detto anche a te, a Villa Margherita, la mia situazione di Emily, però adesso sta bene, però questi ragazzi si devono farsi aiutare e devono essere più centri di aiuto, insomma, perché tanti si vergognano, capisco, però anche andare da psicologo ci vuole 70 euro a seduta, cioè devi capire anche tu, questi ragazzi devono essere aiutati, però non è un percorso semplice di 2-3 mesi, è lungo il percorso. Mia figlia è stata 3 anni, però adesso è una ragazzina che è un amore. Ciao Maria Elisa, ti chiamerò dopo, ho capito chi sei, ti ringrazio di questa telefonata, poi ti chiamo domani Maria Elisa perché ho piacere. Intanto mi fa piacere che tua figlia sia migliorata, stia bene, come hai detto tu.
però quello che dice Avvocato Artuso, ecco, è questa mamma, i costi, famiglie che non possono permettersi di pagare queste visite. Purtroppo questi ragazzi invece hanno bisogno, queste persone, di essere aiutate, ma non è sempre facile, perché pochi soldi nelle tasche di molte famiglie, ecco, con la vita cara, con queste bollette pazze, con questi generi alimentari o di prima necessità aumentati alle stelle, su questa speculazione, sempre tanti soldi in mano a pochi, pochi soldi invece in mano a chi lavora veramente. Prego, Avvocato. Ma queste sono forme anche, io su questo devo dire non sono aggiornatissimo, però si è molto parlato del bonus psicologi proprio perché per un periodo è stato tolto e c'è stata una levata di scudi proprio perché sono, come dire, sono delle prestazioni essenziali che devono anche essere riconosciute dallo Stato. Proprio perché in mano soprattutto ai privati, e quindi è giusto che il professionista si faccia pagare perché evidentemente non lavora diciamo per una struttura e quindi ha anche lui dei costi da sostenere, però è anche giusto che lo Stato, come fa fronte alle spese ad esempio del pronto soccorso, con le nostre tasse faccia fronte anche a queste spese che non sono meno gravi e non generano meno disagio. Ecco, le famiglie non possono essere lasciate sole su questi fronti perché evidentemente poi sentiamo testimonianze come queste che sono delle testimonianze drammatiche. Ma venendo qui sentivo una cosa abbastanza curiosa, la legge di bilancio per il 2024, quindi quella che è stata approvata a dicembre del 2023, ha riconosciuto per tutte le madri che hanno almeno 2 figli una decontribuzione di 3.000 euro lordi all'anno. Questa decontribuzione però non è automatica, andava chiesta. L'ha richiesta il 44% delle mamme. Non lo sapeva? Perché non lo sapeva. Perché non lo sapeva? Perché non lo sapeva. Quindi è chiaro che si genera anche un tema poi di conoscenza di queste misure e di questi strumenti. Se noi avessimo un sistema facile, semplice e comprensibile, lo avrebbe richiesto il 100%. Ma provate voi oggi a fare un lavoro di ristrutturazione dell'appartamento, vi troverete di fronte forse a 5-6 misure diverse a cui potete accedere, non una ma 5-6, ognuna di queste è complicata da varie questioni. Ecco, tutto questo chi avvantaggia? Avvantaggia chi può dotarsi di tutta una serie di consulenti e di conoscenze che possono poi aiutarlo nel districarsi nella selva, e scoraggia chi di fronte a questa grandissima incertezza dice ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare, dottoressa Baiocchi? Ecco, queste mappe mentali che forse la politica, ecco, quale consiglio darebbe alla politica che forse secondo me ha delle mappe mentali che non vanno molto bene dopo quello che abbiamo sentito in tutta la mattinata in questa trasmissione? Prego. Prima non ti ho risposto, diciamo, in maniera precisa, come se avessi la possibilità, no, di gestire dei fondi. Rispondo anche a questa domanda. Allora, la prima cosa che farei è, come anche ha ricordato l'avvocato Artuso, assolutamente il bonus psicologi, cioè la possibilità, tra virgolette, di far andare in psicoterapia in definitiva, è il posto dove ti bonificano le mappe mentali, sempre che capiti con uno psicoterapeuta capace di farlo, ok? Perché non è scontato, è come andare in un negozio, non trovi il tuo vestito in qualsiasi negozio. Quindi bonus psicologi che in qualche modo devono essere assolutamente potenziati. Ci sono con questa possibilità che è stata data, sono state tantissime le persone che hanno potuto permettersi una psicoterapia che altrimenti non potevano permettersi. Poi assolutamente farei delle agenzie psicoeducative per tutti coloro che hanno in mano dei minori, soprattutto i genitori, che lo renderei obbligatorio, in definitiva, andare ad alfabetizzarsi sul funzionamento della psiche prima di diventare genitore, lo renderei obbligatorio. Poi all'interno delle scuole, delle materie di istruzione, metterei obbligatorio fin dall'asilo
l'apprendere il funzionamento della psiche, la materia, la psicologia, tra virgolette, ok? Come funziona il mio mondo interiore. Noi stiamo dando spazio all'apprendimento delle lingue, del funzionamento del computer, mentre invece la cosa principale che accanto comunque si dovrebbe fare è come funzionano le relazioni, come funziona il mio mondo interiore. Questo è fondamentale. E poi certo renderei, ora c'è il bonus psicologi, ma renderei la psicoterapia una metodica convenzionata, perché oggi in realtà c'è la possibilità di avere uno psicoterapeuta convenzionato, ma il fatto è che il personale non è sufficiente per fare una psicoterapia. La gran parte delle volte che vai in una struttura sanitaria a chiedere di fare una psicoterapia, in realtà fai delle semplici consulenze psicologiche. Perché non è adeguatamente preparato, purtroppo. No, è come lavare una macchia di catrame con l'acqua fresca. Sì, purtroppo. Allora siamo ormai in chiusura, Avvocato Artuso, io chiuderei proprio con le tasse, ma soprattutto anche con questo mercato che cambia e che a casa non riescono più a capire cosa succederà. Sto parlando di queste bollette che cambieranno, mercato libero, mercato tutelato, non tutelato. Velocissimo, Avvocato Artuso, cosa succederà? Sì, si è usciti dal mercato tutelato ieri o l'altro giorno, mi pare, e su questo ci siamo trovati a giugno a chiedere una proroga, dopo che lo sapevamo da 3 anni che sarebbe successo questo. Il 40% degli italiani non sa se si trova nel mercato libero o se si trova nel mercato tutelato, e quindi oggi, diciamo, è partita la corsa a chi offre le condizioni migliori. Di fatto questo a regime dovrebbe portare all'abbassamento delle tariffe. Se noi prendiamo l'esempio di quello che è successo con la telefonia, adesso ricorderete... Veloce, Avvocato, che sono proprio in chiusura. Ricorderete con i cellulari cosa è successo. Fino a 10 anni fa, anzi fino a ante 2011, si pagava lo scatto alla risposta, si pagavano gli SMS, ti arrivavano 50-100 euro al mese. Poi con la liberalizzazione di tutto questo, noi oggi con 8 euro abbiamo delle tariffe flat, cioè che consumiamo quanto vogliamo. Ecco, questo a tendere dovrebbe portare, però attenzione, nel primo periodo tutto questo è complicato dal fatto che mentre la bolletta telefonica con 2 o 3 pagine te la cavi, su quella dell'energia ce ne vogliono 14, quindi su questo va prestato un po' di attenzione. E con queste parole, e poi lo inviteremo ancora l'Avvocato Artuso, perché se ne sarà da discutere, da parlare, anche per mettere in sicurezza questi cittadini, che veramente io sono convinta che la popolazione italiana ha ancora questa mappa che è da sbrogliare, perché più confusione c'è e più noi paghiamo, paga, firma e tasi. Questo è il nuovo motto, perché tanto nessuno ci spiega niente, come ha detto l'Avvocato. Ancora oggi non sappiamo cosa succederà. Grazie all'Avvocato Stefano Artuso, avvocato tributarista, grazie alla dottoressa Antonella Baiocchi, psicoterapeuta, veramente esperta, scrittrice, esperta in criminologia. Ne parleremo ancora, grazie anche a lei dottoressa Baiocchi, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Tonno con erbette, verdure scottate e liquirizia. Il tonno è un pesce piuttosto grande, caratterizzato da dorso bluastro, fianchi argentei e ventre grigiastro. Viene denominato pesce azzurro per il colorito azzurro-argento e per il fatto che, come gli altri pesci appartenenti alla stessa categoria, vive in grossi banchi dove il mare è più azzurro. Ingredienti per 4 persone. 4 fette di filetto di tonno rosso, possibilmente pinna gialla, da 100 grammi l'una. Una carota, una zucchina, una melanzana piccola. 4 punte di asparagi verdi, una patata piccola, 4 foglie di menta, 50 grammi di erbe aromatiche miste, 10 grammi di liquirizia a pezzetti, 100 grammi di cacao in scaglie, olio, sale, pepe. Pulite le verdure, carota, zucchina, melanzana, asparagi, patata. Tagliatele tutte a bastoncini.
tagliate le fette di pesce nelle erbe aromatiche tritate finemente. Quindi lessate a vapore le verdure. Passatele in una padella antiaderente con la menta affinché si crei una leggera crosticina. Quindi scottate il tonno in una padella antiaderente con un filo di olio. Mettete da parte e condite le verdure con pochissimo olio. Disponete le verdure al centro del piatto, adagiatevi sopra il tonno e cospargete con cacao ridotto in granella e la liquirizia a pezzetti. Servite e buon appetito!